posso passare qua, proprio ci rompo il naso. Perché non lo sai quanto ti chiami a dollaro, no? E comunque, non vedi che ti sto facendo? Che stai facendo? Non sto cucinando in scuola. Mamma mia, devi dormire. Ma ti chiamato Boris che si trattava di una cosa importante, no? Perché questo non è importante. Ma tu capisci che io se per oggi non consegno questi scarpini a donna Lucia di fronte, caso c'è la guerra europea. Mamma mia. Oh, mamma mia bella, ma insomma tu non ti rendi conto che hanno momentato ci avremmo un po' dello sposo di nostra nipote con la sorella. E che figura facciamo, no? Che figura facciamo se non trovano niente preparato? Ma che può preparare? Non ti rimane niente pronto là dentro. E che Boris, anche una stalla ma pulita. Ma là ci manca tutte cose, non teniamo una seggia sana. Maronna, che vergogna! Niente di scuro, non so. Nota avesse a sentire mia nipote si sorella. No, la signorina. La signorina, perché devo scattare lei? Sì. Non fa parlare, ma non può mettere in capo, che tu sei una semplice a guardaporta e io non mi servo solo a chiarire. E tu quello sì, e che le rimane un solo a chiarire, niente più. Beh, dici, guarda là, guarda. Ah, così si volete le scarpe, sì. Questa è cromatina moderna, cromatina sta rivassa. Maronna, Sì, senti, io arrivo un attimo dal fioraio. Tu fioraio hai? E che abbiamo fatto fioraio? Oh, ma quanto siete stupido. È logico che se vado dal fioraio devo comprare dei fiori. ha ragione mia nipote, può fare un sfiguramiento. E se capisci, non rappresenta proprio nessuno. L'hai detto? Perché ha così ti imparerà via bocca. Io? Tu. In da casa non rappresenta nessuno. Niente a rappresentare perché io zio non lo sai fare. Quindi Capito? quando rispondo è fatica. Ma che zio volgare, ed io che sognavo una vita ben diversa da questa. Non ti preoccupare, bella razia tua, che tu diventerai una signora come me. Se capisci che non si sposano un nobile. Un nobile, e in 30 anni sei detto. Il figlio dell'assessore di Sparanizza. Sempre un guaffone. Vabbè, ma vattene capo, che quella lettera parla chiaro. Giovane, strovito e ricco. Perciò mi raccomando, parlate correttamente e non vi fate conoscere subito che siete un giabbettino. Mi disse che hai mia nipote. Mi raccomando, traliano devi parlare, traliano. Non parla tu. La metterà tutto pulito. Non ti preoccupare, ma lavo con sapone profumato. Pianianza, vedo. Via? Io vado, Anzi, va. Scerea? Allora. Hai visto come sceletta la nipote mia, hai visto? Certo che è una soddisfazione a tenere una nipote così intelligente. Andiamo a belliare, a manetta questa mattina, ti vuoi via fame, Ma prezziamo. siamo un po' faticati, io. Ma mi hai preparato? Ma che aspetta che ti voto, non partiamo in fronte. Ma tutto Martino di fronte a me. Ma roba mia bella, ma roba mia bella. Ma io non mi sto zitta e non ti rispondo, sa. Tu hai ragione, solamente che io devo fare i preparamenti. Ma mo che viene da carterina, Crisce. Non me ne viene fuori che da già tanto, te la gioca, poi ti faccio vedere. E qua, in mezzo a pazzo, dove Ma Crisce, sei ritirato da una mafia? Chi è? Non ti asciutto. Ben trovato. Ma sto Crisce, volevo sapere se sei ritirato da una mafia. E sei giustificato. Come sei giustificato? Tu si guarda poco. E la vita sapere. E non voglio dire. Ah, ma come ci cazzo non merita? E beh, voglio, e quando comprendi? Ma che è sto fatto? Io le questo aspettato. Ma perché non mi volete riuscire? Ah, tu voglio dire. Poi vuoi fare la cosa buona. Vattene e fammi faticare, no? Ne, Grisce? Dite una lucina. Ti scarpini sono fornuto o no? Proprio a questo scrivendo, vedete, pocata. Chiama belli, pare che stai facendo un San Giorgio a cavallo. Ma perché me la vita mettere? E che sai, che mi mette scarpini acconciato. E che non ci ha regalato. Anzi, per te meglio. Ah, già fanno pure carità, va. E beh, allora perché sta pressa? E voglio subito, mo. Va bene, va bene. Tarantone, a tempo a tempo, vieni a casa che ti ha già domandato una cosa, vieni. Che volete? Voglio che non mi vieni più a piessa a fare spia. Io faccio a spiabuni. Ma quando mai? E che ti gridi che sono scemo? Che non me ne sono aggiornato, che mi stai sempre a rete, ne? Ma mi avete pigliato un sbaglio. E proprio qua ragione mi avesse fatto sta spia. Con due ragioni. Una, per portare a spia che la musciottina Maria, se Gennarino parla con me. E un'altra, per portare a spia a Gennarino stessa, se parlo faccio qualcosa con qualcuno. Io? E tu, perciò riguardo di sta avvertimento, sa? Ma quando è vera Maroni, non è vero che le dici tu? Sì,
Ah, sai lunga la canzone, ma con me non c'è spunta. Crescente, Ditelo. quando sono pronte le scarpine, mandami la vinta. Sarete servite, State senza- buone. non vi preoccupate, il mandarino. E che mala serve? E mi credo, lo voglio. Per poco tu l'hai giusto dopo andare alla festa. Eccomi qua, vedete che beffone ho comprato? Se vedi che i soldi non è che ne fa. Non c'è più brutta cosa che da fare con persone rozze! Vuoi che me la chiami? Zoppicone! Sul culo da me! Questo cresce, ci facete caso, che è la pazziata. No, no, che l'ha fatto veramente, voglio. E prima mia testa manetta. Ah, qualche giorno che sta... Maurimma! Maurimma! Maestro cresce, e viene da botte che queste scarpe scassate invece di tu ciò. Si martellate in lavacchia pure sarà alla proprietaria di questi scarpini. Ne posso spuare queste ma mi dire scarpe. Oh, tanto niente. Non crescente, Dite chi è? sapete se Gennarino sta ancora? Ah, ufficio informazione ci mette scritto. Non è venuto allora. Mentre lui ha isso e stiamo aspettando per mangiare. Ma ieri sera si è ritirata a casa. Mannaggia, che canza non dice, mannaggia. Tu mi tocchi un po' punto debole. È meglio che non parli. Non parli. Ma io non vi capisco. E che può capire, figlia mia, che può capire. Mi capisco solo io. Io. E basta. Io mi capisco che nessuno più. Io. Poi di Mauri te l'hai vista? Dimmi, l'hai vista tutte e due? Oggi visto solamente adesso, e a te che la faccia a spire. Poi ne guarda che tu mi dici la verità. Solo tu mi puoi capire. Perché tu solamente puoi capire che significa. Ma non te ne ha nessuno. E non chiami, ti amo. Che tengo? Ma le gennarine venimo pure noi. No, avvito tu. Io vado incontro a Gennarino sperando che trovo. E vabbè, e allora faccio come dicete voi. Però cercatemi a presto, perché oggi non ci buscate niente. E a dire la verità, la panza si sta facendo sentire e va mangiare. I vago, vi aspetta le cose, ma ci danno presto. Ah, maronna mia. Aiutami tu. Buongiorno Maria. Buongiorno. Maria, voi mi permettete che vi faccia una domanda? Dici. Io sapete che io non sono quello che mi dice in mezzo a parole. Io sono un uomo che la verità sa leggere in faccia. E con questo a me pure. Amore mio, e che posso volere? Voi siete una buona guagliona. Ma io non vi capisco. No, voi mi capite e facete finta di non mi capire. Sentitemi buona e guardatemi in faccia. Lucia, innamorata mia, sentendo con Gennarino, innamorata tua. Dio, ma che dici? Dico tutto quello che voi già sapete. E che state chiagnando lacrime e sangue. No, no, Gennarino che sta a me non mi fa. Gennarino non me la Ma separare. una mala figlia, sì. È la parola esatta per definire donna Lucia Ferrante. Eppure voi non potete capire, Maria. Non potete capire. Ma perché il destino non ha messo in coppo cammino la vita mia una femmina come voi? Io la parlia dorata in ginocchio. E invece se voi sapessimo, Maria, se solo sapessimo. Tant'anni tu bene. Ah, non so, ci sia bene, sia amore, sia paura. E quindi soltanto non mi principi. Ma mettete paura che la femmina. Ah, io no. Io non mi stonda così. Io non t'arraggio sino a nulla. Ma Gennarino è domia. E domia sarà. Sì, domia sarà. Parla e l'incaricato, la solita visita che non manca mai. Buongiorno, non crescete. Buongiorno e salute, buongiorno. Non crescete, combinazione ha visto le viste. Allora, Lucia, sta lì da poco e trasutto. E chi ti ha detto che poi le parole di Lucia? Eh no, faccio visto qua e mi credeva. E non chiamerò io! Vabbè, non mi credi più. Perché io non intendo parlare di Lucia Ferrante, ma di Raffaele l'esportatore. E perché che sapete che non Raffaele va in casa sia una Lucia? Rolla con sta Lucia! Io te l'ho già spiata, perché chissà tu l'avessi vista di passato. E io l'ho visto perché fino a non l'ho visto. E basta. E allora grazie, Prego. bonsoir. Chi è sto bonsoir? Sentite, mo sapete che cosa faccio? Per chi sa la piazza vi serve libera, pulita. Io mi piglio un magazzino e mi porto la via lì. Così potete fare il vostro comodo.
vi lascio solo, vi lascio alle vostre cose, non vi do fastidio, lo lascio pure a Bonzuare. Io me ne vado, no, me ne sto andando, mi raccomando, trattate buono a Bonzuare, ma va bene, ma chi è sto Bonzuare? Oh scemo ti fa. E tu che vuoi ci incolla a me. Pare come si molligessero in fronte. Luci! Luci! Ma che... Ci ho detto tante volte che non ti voglio parecchio. Ma come vuoi compromettere? Non ti abbassa tutto il male che mi hai fatto, no? Un male l'hai fatto tu a me. Io tenevo una casa, una posizione, una famiglia. E poi via tu hai perso tutte cose. E mo che non tengo niente mi dice non ti voglio avere più. Sì? Ecco pulisse che avesse a spartare la miseria con te. Mi stai considerato che non sei buono, ci amore tutto quello che mi serve. A così... Ti hai trovato subito in piazza. Ecco mo, chiama scemo. E sapere che non hai mai tenuto affetta con me. Affetta. E che significa sta parola? Quando ci manca il necessario, eh? E se ti dicesse che mi potrei fare una posizione, saresti disposto a tornare con me? Allora sì. E beh, saranno gli occhi tuoi che mi faranno vincere. Purché tu mantieni la promessa. La promessa mia dipende che tu torni da voto come a prima. Ricco e forte. E la serrai a Gennari. Ah, che conta? Chi ne per me è stato solo un capriccio? Io ho cercato a roba, prepotenza e ricchezza. E ti volevo sapere, la davega forza e violenza. E io ti sto parlando che forza e violenza. Purché tu torni a me Natale. Ah, mannaggia. A caurare polla e maccaruna non si mettono mai. E poi dice che non vai a scuola. E chi è suo io? O sa chi è? Andiamo, va. Allora Ivano, Va, ci arrivi. ci vedremo. A giuttare. Più tardi. E poi dice che non vai a scuola. Vai secondo qualche cosa a Gennarina, povera a te. Ma che già contasi non sa niente. Ah, tu dici così, fa paura. Ma poi quando vi rompe nei fattori tuoi, lui conta pane, vino, io beh. No signor, io non conta niente. Ah sì? E allora che stiamo facendo a Maddalena? Abbiamo incontrato un Gennarino, perché a mamma sta con pensiero. A caurare polla e maccaruna non si fa una manà. Non io! Tu sei scesa per me fare spiamo! Uffa, va giurita che hai una faccia spicca. Non te credo! Non te credo! È stata la storia che mi lo facete male. Oh ma non puoi fare tu a me, ma è fernuta! Vada bene, che è finita! Ah, tutto quanto contro me! Ho la forza che il Gennarino mi ammazza! Sta piendosi a casa. Che sa, Luci, che sa? E che adesso? Tutto quanto contro me! Ho la forza che tu me lascia, Gennarino! Io lascio. Sì. E poi lo lascia te. Che sa? Piangi la chista, quello che tu benefichi. Che è Pappaniello? Pappaniello. Perché che ha fatto Pappaniello? Che ha fatto? Porta spia tutte cose a Maria, a mamma, tu non si scorda proprio niente, sa? Ah, sei tu che fai la spia? Sei tu che fai un messo in giù, cioè? Io non so niente e non porto spiano nessuno. Faccio solamente che Maria è donna Maria. Che viene sempre per causa vostra. Oh sì? E poi dice che non fa spia. Dice la Caterina, a questo momento in poi non guardarci in faccia. Fa conto che per te non esiste. A non mi incontro, non mi saluto. Dicevo, va a te, andiamo. Va a te, andiamo. E va bene, ne va. Però ricordate perché quello che facete non sta bene. Me ne va. Basta che non vi pigliate colpo. Andare vita mia così adesso. E zanavie morte fritte e morte fame. Ma prima che me ne vado con Gennarino. Ma come vado? No, Maria donna va. State buona, Gennarino. State buona. Ti si commossa pure Pappaniello, mo. Mamma mia, quando a scuola, Maria, Pappaniello, mamma ta.
Nessuno scrupolo, ci voglio bene solo a te. Ah sì? E Maria allora? Ma che c'entra Maria? Maria è una paglione. Certamente incontrerà qualcun altro e si scorda di me. E va bene. E mamma? E che c'entra mia madre, mo? Ah va bene, cioè me. Ovvio che non risponde. Ma che c'entra? La mamma è nata cosa, Lucia? Sì, e battenato mamma da allora va. Ma tu non lo faccio pazzo a me, Lucia? Io sono buono, caricatevole, ma io posso assicurare impazzire. Però la mamma è nata cosa, Lucia? È nata cosa? E battenato mamma, perché cambia. Io tengo a chi si facesse accirare per me, che te credi? E chi è questo? Parla. Parla, Lucia. Io sono buono, calma, caricatevole, onesta. Però si sa che qualcuno vuole rubare me, io scippo con la pietta, Lucia. Io non pazzesco. Ah, così mi piace, violenta. Così ti piace, E chi è Cristiano? Raffaele l'esportatore. Sempre se fa forte di rare con te. Senti, Gennaro, mi posso basta amore nostro. Ce l'ho visto mai fuori a Napoli. Ma, fa che so, c'è una somma denaro non indifferente. E quando ci vuole la mia? 15, 16, 17 18, 19 milioni. milioni. Ma che ora di sti soldi li facciamo, ma basta che si felice. Io per te lo sai, va che pure a rubare, perché si ha femmina ma non a rubare lui. Hai capito? Non ti preoccupare, sti soldi faccio e ce ne andiamo a Napoli, perché mi sono sfastiatori e sta in testa terra. Ce ne andiamo all'estero, ce ne andiamo a Toronto. Tricciata che sospira, scende uno pensiero, dinda sta fantasia. Ognuno di loro nasce per amore, caduce dolce amare, come a te. Inverno d'amore sei tu, perché prigioniera svede, mi misi in bene, ma faremo d'amore, e non ti cure me. A gente si passi la voce. Sei tu? E beh, è meglio che lei capite stesso tu, Che tutto è cornuto tra me e te. Che stupisce. Come vedi che sei una vaglione intelligente. E tu per sta specie femmina vuoi spezzare l'amore nostro. E si vede che ha tenuto buon gusto. E poi perché la cata prega? La cala è vera, sa? E che ti posso dire? Ma hai ragione tu. Gennari? Ah, il quadro è completo, Ma che hai fatto, belle mamma? Non sei venuta a mangiare?
Iam, sta pure Maria innamorata tu. Vieni in coppia, è tutto pronto. Non è che c'eri, e da mangiare solo voi. Anzi, sapete che volete fare? Mangiate pure stasera perché non vengo più. E perché? Va a venire con me, che voglio più bene via. Tu? Ehi, E come può volere più bene me? Conosci forse bene mamma che significa? E sacrificio, palpito. Ma tu lo fai solo per capriccio, per fare rispetto a Maria. Zitto, mamma, un altro qua, No, voleva ritenere tanto fiato per far arrivare sta voce mia a tutte le mamme vicine e lontane, per far scagliare contrasti male femmine che cercano di distruggere i figli loro. Lucia non è la femmina che dice tu, Lucia mi va bene. Non io vedo, sta femmina non è nemmeno degna di guardare in faccia. Zitto, mamma, se no mi scorda come si mamma. E che fa? Ti posso mettere pure in No, mano? Gennarino! E va, e io come mi ha addolorato, mi tengo tutto, perché legge il destino, che la mamma da sopportare qualsiasi dolore, ma non è giorno Gennarino, che te ne punterà, e solo allora ti ricorderai che la mamma si rispetta. Si rispetta, Gennarino, si rispetta. Hai visto? Hai visto come sono stata offesa? Ma è mamma, Lucia. E battenato mamma di Gennarino. Insomma, vuoi fare sono abuso che io ti voglio bene. Non ti preoccupare, va via Linda, io faccio i soldi. Sì. E ce ne scappa a Manavola così non è più stillando te. T'aspetto, Gennarino, Va. eh? Non ti preoccupare, va. 15-16 milioni. I piedi, non correre i piedi, mi fanno male i piedi, non correre! Tu vieni di regalo. Non ti preoccupare. I soldi ci Guarda, stanno. si mi arrivati. Li facciamo rindanire. Domanda. Scusate, E ci andiamo a camminare. scusate, per favore. È chiaro? Scusate. Scusate, per favore. No, io volevo domandare, no? Se voi. Se E allora la maronna del varco. Volevo domandare se voi. Allora, a voi- fudere la maronna del ma chi si? Noi volevamo Ma che solo voi? domandare una cosa. Come vi chiamate? Volevamo solo- A Romanita! Io tengo certe cose in capo, tengo. E ne brucio qua. Che bella educazione! mamma Abbiamo fatto proprio una bella entratura. mia. E cosa ci vuoi fare, fratello mio? Quello era proprio uno scostumato. Ma dimmi una cosa. Ma tu te lo ricordi il numero del palazzo? No, ho perduto l'indirizzo. E allora adesso come si fa? Io voglio vedere la sposa. Adesso domandiamo, no? Sì. Questo per me rappresenta un grande lavoro. E io non so se ci riesco. E ci devi riuscire. Ma che devo dire? Ah, fratello mio, che ti devo dire io? Ma devo fare qualche cosa. Si capisce, salutare a tutti, a lei una stretta di mano più forte degli altri e poi tutti quegli avvertimenti che ti ha fatto papà. E io non mi ricordo che mi ha detto papà. Come? Che lui è occupato al municipio, che non vede l'ora di conoscere la ragazza. Vabbè, allora se sono queste piccole cose qua, io me le ricordo. Madonna mia, ma che hanno fatto che sti capi sono venuti più? Madonna mia. Guarda Filippo, c'è una donna, adesso domandiamo a lei. Scusate. Ma che è arrivato a cercare questo, Franza? Per favore, potresti indicarci dove abita la famiglia Chiapparelli? Sì. La famiglia Chiapparelli? Sì. Oh, mamma mia! Collega di sto sposa! Li conoscete? Sì, li conosco. Io sono la Chiapparella. Sì. Cioè, sono la zia. Della sposa? Sì, della sposa. Madonna, che emozione. Scusate tanto, Io veramente non vi aspettavo proprio più. Invece vedo che siete giunti subito, siete giunti. E io non ho avuto neanche il tempo di mettermi in grande uniforme. E credo, comandante reggimento. Hai sentito, Fillucci? È la zia. Ah, bravo. Sì, E Ghiamo, dille qualche cosa. Ecco. sì. Io
Io sono il figlio dell'assessore di Sparanizza. Però mi vedo un po' imbrogliato e non so che cosa dire. Parla tu. Bella, e questo qua sarebbe lo sposo. È proprio, ma lo dovete combattere. È un po' impacciato perché è la prima volta che vi vede. Sì, ma non vi preoccupate, perché lo scegliamo noi. Sì. Anche perché quando vedrà la bardascia, e non perché mia nipote, ma vi posso assicurare, signora, che te pizza, qualità e misura. Ah, bella, nipote mia, è bella. Aspettate un momento, un momento. Ma non parli spagnolo? Crescenzio! Cecilia! Usciate un momento qua fuori! Sono arrivati gli sponsali! Mi dovete perdonare, signore, io la verità non vi aspettavo proprio più, ho detto vuoi vedere che questi adesso non vengono più, voi non sareste proprio arrivati più, mamma mia, invece siete giunto bello, forte e pieno di salute, mamma mia. Ma che lingua tiene che? State zitti! Sì, Non capisco niente, parlo di straniero. Ma da lei, che lei? Ah, Che lei? Ma che lei? Ma che state tornando muto? Crescenzio! Cecilia! Vi faccio la rappresentazione della sorella dello sposo. Serafina Bottone Piacere. e questo è mio fratello Filuccio. Piacere, Bottone. Dato Bottone. Figlia dell'assessore di Sparanizza. Ciao, tu Zio, fate il vostro dovere, presentatevi. Sì, aspetta, bello. Pian. Ma dalle cacciarici, non so se mi Crescenzia! Ma sei proprio un pulso di carciofola spennata! Adesso faccio tutto io la presentazione, aspetta, scusate. Dunque, ecco qua, sul vostro campo. Suo tuo marito, che è sto coso qua? Sì, scusa, volevo dire, questo signore è mio marittimo. Sì, vado per male. Sì. E si chiama Crescenzio Chiapparelli. Sì, mio marittimo. Lei è mia nipote Cecilia, la quale io sarebbe la zia, lui sarebbe lo zio e lei sarebbe la nipote. E tu sei la stessa cosa? Sì. E sicché voi siete lo zio. Questa più crudivete, una cosa da capire. Zitta. Signora, l'ha detto lei, che io sono lo zio e lei l'ha Sì. detto 6 ore fa. Comunque, se l'ha detto lei, così sia. Sì. Amen. Azzi, quanto è bellissimo. Ti piace, zia, ti piace? Non è un zio, ma pare proprio un pastorino con po' presepio. Credo che voi siete contenta di sposare mio fratello. E voi non dite niente. Come no? Io parlo pure io. Lei parlate, a te la lingua te non si parla. Io sono il figlio dell'assessore di Sparanizza. Sì, che risa. La stretta di mano ve l'ho fatto, quindi credo che stiamo a posto. Che avevo scritto, voglio. Zia, dite voi qualche cosa, forte. Gli ha messo capissimo, ma già detto cosa, già parlavo forza, che già Poi te raccomando, Sì. Ma sai che faccio di scemo? Faccio un bello trascorso. Ma cosa ci tutto italiano, perché sennò non capisci, mi capisci? Non c'è parlo, Tu lei dare, Signora, sorella dello sposo, io vorremmo pescare. Ma manca la carne a lei. Mamma, io vorremmo pescare tante di quelle parole, ma tante di quelle parole per mettere alla vostra presenza tutta la gioia che vi sento nel mio interiore. Ma è tale lo sbattimento, che non mi fa cocchiare proprio niente. Però vi posso dire che il vostro disonore ci ha commigliato di commiserazione. E non vi dico altro,
No, niente più vi dico soltanto signori, questa è la Bardascia, prendetela. Vedete, non me la diamo per 500 lire, Sì. né per 400 lire, né per 300, 200 lire per 2 lire. Via passano poi mi rimasta e mi cravatta, stai per me. Tu parli da un pen, signori. Sì, te volevo dire, scusatelo. Volevo dire, signori, questa è la Bardascella. Prendetela, è tutta roba vostra, eccola qua. Ah, ora io ho menato fuori quello che dovevo dire. Adesso tocca a luglio. È meglio a gusto, faccio qua. Adesso tocca a luglio che deve chiacchierare. A te o sei, fatta annanzi e parla, fa Che braccino, di che devi tirare ci state qua fra? Avanti, dite, parlate, Un momento, signore. parlate. Ultraliano, Signore, un momento perché io non Sì. è che parlo come mia moglie, sì. io mi devo Via, concentrare, ma Bene. io quando parlo, Bene, crescendo. quando io parlo, Bene. Bene, italiano, il camici. io vi dicevo Bene. io vi dicevo Bene. come parlo di sto sai? Gesù, ma tu stai a 3 ore ancora a cucciare una parola, tu no? Signore, io ogni tanto non so come parlo, mi sento una cosa, Mamma mia, come si muove? Scusate, signore. Dunque, come ha detto la mia meta qui, Che stai dicendo? A comincia tu. Tanto bene, dunque, Gwen. ma che stai chiamando la creatura? Io non si dice dunque, si dice dunque. Ah, grazie, ora devo fare a scuola a me. Bello, Se non fai una volta faccio cambiare il mondo. Dunque, belle. voi avete ben comprenduto col cervello Che siete lo zio. Ah, già lo sapete? Lo sapete che sono così? Ce l'ha giù tutto andato volta. E lei è mia nipote e questa è mia moglie. E anch'io devo dire qualche cosa in qualità di zio, e io sono il capo di casa, e se io non parlo, scusate, che capelli cazzo sono. Allora anch'io devo proferire qualche parola, ma quello che mi volesse dire, è quello che mi volesse dire. No, dico, quello che io vorrei dire, tante belle parole, ma purtroppo mi devo adeguare alla mia lingua che tengo in bocca, perché certamente io sono un misero ciabattino, però vi posso dire che questa qui, vedete, come la vedete così la scrivete. È una ragazza semplice, pura e modesta, è un giglio immacolata e candida, è una piezza candida. E allora io che posso dire? Io in qualità di zio che vi posso offrire? Tutta la mia industria, il mio commercio, il mio bancariello lo metto in faccia a loro. Coglio! Oh, guarda che fai bello, sai! Tu stai piacendo, vai avanti. No, mo facciamo una cosa Sì, una cosa bella, va. Dunque, noi, io e mia moglie qui presente, siamo contenti e siamo lieti e pronti per questa marcia nuziale, per l'infelicità di nostro nipote. Ma tu come hai parlato bene, Cristiano? Lui non lo credo proprio, sai? I sententi i vargaggi mi stanno bene da chiesa. Ma non come hai fatto bene, Cristiano? È venuto in un momento, no? Che proprio mi hai fatto... Autostomaco. No, che c'è? Quanto stomaco? Mi hai fatto fare proprio tutta la pelle pecona. Così su, quando c'è una cosa Sì, così. brava, si piace tutti anzi. Zia, senti, ma non mi sembra opportuno fargli entrare? Maron, ha ragione che l'hanno votato mia, che sparato, che sparato. Chi ha sparato, chi ha sparato? Che sparato, dico che sparato, che distratto, sì. Ha ragione mia nipote, no? Perché i ricevimenti si devono fare nella caserma. Ma la via dove sto guardo, la via. E chiamiamo...
Ragazzi, bella entriamo, ma entriamo tutti quanti e facciamo un bellissimo interramento. Accomodatevi. Ah, mamma mia, bella notte che fa me insieme, mi sono così il Marona, mi sono proprio così. Voglio finire la scena. Attacchi il mandato di Marona. Come se la mandasse un po' marino. Pulite tra sì, faccia l'entramento. La sposa sta qui, felice e contenta. Che fai sognare. Ti giuro di tu che sono beata. Vedendolo qui, mi sento rinata. Che fai sognare. Ma sono belle, sti pazzia. Sto vedendo, sti cucce per via. Ma povera guagliona, è bellezza più bella che lei. Ma non frate serchiatona, ma le vite per fare il duello. Se non tu capisci la bellezza del tuo Mia nipote è Scisci, Isso è cacao. Chiamma bella volta in mano, che non da tavola, passa la vasa, stanno con loro due ora a casa. Ma si come piglio sporco, come faccio? A ma baciò. Che la femmina è la femmina. Attenzione, lo stanno. Siamo pronti? 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 Via! Come bella di Borrena! Ma da lei, venga qui e si mette all'angolo! State accorto perché sei sparanissimo! Ma guarda un simbolo, paglione! State accorto, io caduto a baccare all'angolo! Ah, mamma bella, mamma bella! Lucia! Tu ce l'hai? Ah, stai qua. Perché lei che sei così sbattuto? Ma ci mi ha preso che i soldi l'ha già fatto, andiamo 100 anni, Mo, a che sto? E quando a te, adesso l'ha chiesto. Fa la valigia e fa presso. Sì, ma ha ripiato tutti i soldi. O sacci a rolla civigliato, fa presso. Cenari, ma l'ha vista rubata? E mi pigliavano un guaglione Cristo a me. Non ti preoccupare. Fa la valigia e chiamo. Cenari ha già saputo tutto cosa, sa? Ma non li sto morendo la paura!
Mamma mia, Ma che fa, tra un griscello? hanno acceso a Raffaele l'esportatore. Un morto l'hanno piantunato, ma c'è il commissario. Mamma mia. Raffaele l'esportatore. Ma allora? No, Lucia. No. Ma dai! Che passa? Ma dai, riesci! Che sta? Sto morendo. Che succede? E così mi fanno già cominciare. Ma che sta? Dove vai? Hanno acceso a Raffaele l'esportatore. Mamma mia, padre cuore Gesù. Ma voi che dici? Ma chi era questo? Gennari, perché non ci scappiamo? Ma perché oggi è scappato? Che tenga avrei? Questo la per le squadre. Parla, capito? Parla, che è meglio per te, se no vai al schlaf. Ma scusate, io non so niente. Sicché non sai niente. E va bene, muoio il commissario e parlo questo. Fermi! Che nessuno si muova. Addosso guaglione. Eccolo, commissario. Fammi sentire che sai tu. Commissario, quando voglio bene a Maronna, non so niente. Dov'è l'arma? Eccola. Va. La mulletta. E qual è stato il colpo che ha causato la morte? Un colpo al cuore. Sta bene. Dunque, allora tu assolutamente non puoi parlare, eh? Ma che chiarisci? Quello che hai detto prima agli agenti, che hai visto scappare un uomo. E non guarda. Ma io non sto facendo niente. Dite un po'. Nessuno di voi conosceva questo Raffaele Calvanese, detto l'esportatore? Sì, signore, commissario, conosciamo. Senta zitta, non lo conosci tu. Oh! Che ti sa fare, lo conosco. Tu lo conosci pure tu. Bene. Allora mi potete dare qualche notizia? Tutto quello che volete sapere, commissario. Non l'ha detto, commissario, non so che niente. Fate silenzio. Come ti chiami? Ah, io mi chiamo Maddalena Chiapparelli e faccio la guardaporta in questo palazzo qua. Da quanto tempo? A quando frava cai. A Cerizzo stata mazzina. Non mica Alfonso. Faccio la guardaporta da 7 anni, commissario. Io vengo, crescendo. Non faccio niente. Ho detto che nessuno si muova. Dunque, Sì, tu conoscevi Raffaele Calvanese, vero? sì, signore, commissario. E dimmi una cosa, che persona era? Ah, mamma mia. Commissario, un femminaiolo. Mamma, come si dice a Napoli, non ha fatto piangere asti che lavatore. Va bene, grazie. Prego, non Ma c'è. ce li puoi mettere così? Non ancora. Ma noi dobbiamo mangiare. Mangerete dopo. Io sono il figlio dell'assessore di Sparanisse. E a me non mi passa manca paga. Hai fatto questa bella figura tua a padre. A voi Lucia Ferrante, Sì? conoscevate Raffaele l'esportatore? Commissario, io veramente... Ero buono che lo conosci. Perché se non faccio errore mi pare che un anno fa sia stato il tuo amante. Commissario, lo prego che non dice un bugie, però. Sì che si sta dalla sola. Quanto calore. Eccola sì, qualcosa Lucia. Io ho innamorata mia. Complimenti. Grazie. Una simpatica persona. E come ti chiami tu? Gennarino Buonocore. Buono cuore. Sta bene. E dimmi una cosa, non c'è una riga. Per combinazione fosse tu questo portiere. Mai visto, commissario. Sicuro? E vi ho pregato, non è mio. Crescendo. Chi le parla la curtiella tua? Tu hai una salvaglina. Come fai dolere a me? Giacomo, perquisitelo. Commissario, parecchi biglietti da 100.000. Mangiunari, e a dove hai pigliato tutti questi soldi? Sono che mio, commissario. Bocia, questo sono che Raffaele l'esportatore e tu sei chi la calacisa. Ma che state dicendo, commissario? Arrestatelo! Io sono innocente, commissario. Questo si verrà dopo. Ma che state facendo, commissario? State pigliando un errore, commissario. Gennari, perché l'hai fatta? Eppure tu mi credi colpevole. Sono innocente, capisci? Innocente! Gennari, che hai fatto? No, ho figlio mio innocente! Innocente! Amalia, Guido, tu sei la mamma. sì, io sono mamma. Porto nome mio.
si chiama Buonocore come me. Mentre che avesse avuto nome uno studente in legge che dopo avermi disonorato mi abbandonò. E oggi non è altro che Guido Veronesi, commissario di pubblica sicurezza. Io? E mio figlio? Sì, è figlio a te. E poi all'estero, siamo sangue di dici che è colpevole. Commissario, Conducetelo in questura! Ma che fai l'arresto? Sì. No! Perché dinanzi al dovere bisogna soffocare ogni sentimento. Portatelo via! Sono innocente, mamma. Quando ti riceve la bugia mi arriva, eppure quando ti riceve in verità, e mo è verità, sono innocente, mamma! Sono innocente! Innocente! Stai solo, ma insomma, non dove mi passa a caffè, tu solo, vuoi io partire da cucinare che hai una fama che non ci vedo? Non dai che c'è proprio stare una a cucinare, capito? Bene c'è? No. Ricordati che a luna c'è in coppa commissariato perché sono stati chiamati d'urgenza. Ah, perché ti hanno arrestato? E tu che stessi trovando? Se no ti facessi fatto tu e te stessa zitta. Ma chi? Perché se non parla ti sente morire. Ma adesso parli a me spruculare un pasticciotto. Ha ragione, ma stai parlando ancora del fatto dell'omicidio là? Omicidio. Sto parlando. Tu ti altri che l'hai fatto tu, hai capito? Perché vi ha fregare lei? Ma fai arrestare qualche giorno? Meglio così, a così mangi, viva spesso lo guarda e sparaglia. Tu che stessi trovando? Che passa? Madonna mia, che lei sta facendo passare 10 minuti a me, ma come si può? Ma come si può fare che lei deve proprio a faccia e corna vecchie? Come si può fare? Che non niente di meno dopo tutto quello che è successo è ancora un processo di casa cambiezza. Ma che te ne importa? Ti hai fatto tu? Come che me ne importa? Me ne importa e come me ne importa? Perché secondo te tu stai venuto perché è venuto, perché è venuto, perché è venuto, perché è venuto, perché è venuto. Ma che ne sai? Ma colpa sua, è venuta a morire, che non può fare niente, non si è resa ancora conto che ha fatto a fiata donna Alfredo e se l'ha messa in casa, se l'ha piazzata. Mamma mia, gli ha spennato con una gallina che... A te poco da questa volta. Ma non è la retta, fatti ricammici noi, facciamoci i fatti così in casa nostra. Vabbè, non ti ricammici noi, e si capisce, ma cantate la gara. Si viene proprio sangue pimma, ci rende pena. Mi c'è scarafo, trasa mamma a parte l'India, non mi fa spazzare a me, trasa l'India e va a cucinare. Io tengo una fama che non ti vede, e Irina si è azzeccata con la panza. Perché quando mangi si scosta neri, sai che tu sei così là, dai. Lo stuzzicatetta, tiene fame, tiene fame e lascia correre. È segno di salute quando tu tiene fame, lo sai? Sentite zio! Chi è? Sentite zio! Che passa? Ma radami, vedi, sta malato Sisinella? No, quando mai? Vostra nipote crepa dalla salute! Ma non che paura, ma c'è mia. E allora si può sapere che è successo? Voi non mi avete dato una moglie? No. Mi avete dato una vipera, una iena, ogni momento una questione. E per delle cose poi stupide. Raggio, Gesù, che re? Queste cose stupide succedevano da un momento all'altro. No, sono già parecchi mesi che facciamo queste questioni. Ma non dici Criscè, sono già da parecchi mesi, tu ci pensi che la povera creatura si sarà fatta secca secca. No, quello vostra nipote sta bene. Qua quello che soffro sono solo io. Ah sì, tu che stai malato? Non posso manco pagare, non che la voglio. Sì, però adesso io metterò tutte cose a posto. Ecco. Ho fatto un telegramma al paese, verrà mia sorella qua a momenti e poverim che le succede. Vabbè, che paura. Ma perché quando noi mi sarete che fa? Voleva sargente il momento a capurare. Chi lo sa? Ah, stai qua? Ti ha preceduto? Sì, ti ho preceduto. Ma che è successo? Posso sapere chi ti passa tutto? Adesso vi racconterò le cose come stanno. E poi mi direte se ho torto o ho ragione. Parla, bella razziato, parla. Che tu con me hai sempre ragione. Si capisce.
Poi il torturato devo essere solo io. Guardi che torture stai facendo tu a me. No, sono 21 mesi, ma tu mi stai facendo il tortura, e a me Sono basta. 21 mesi e tu. Ma volete fermiano? Ma che schifezza è? Da un quartiere mezza vi ha fatto tutto sta voi. La gente perché ci piglia a noi. Beh, ma sai ora che noi siamo signori nave, sì. Ah, ma so che... Mamma, lo pozzo, passano ai media, passano Ascini fa portiere la manizza. Invece non mi parlo, fate sentire e sento che si stanno appiccicando, no? Ma che si sia? Parla! Non ti preoccupare, ma metti tutto cosa fai? Chiaro. Sono con capo in casa, non si lascia parlare. Non ti prego? Io la c'è la E relazione. parli a fa presto. A buio, a tutte luce. Bravo. Statemi fermi. Ah, senti che è meglio, A parlare Garibaldi. Che è stata, anzi, parli. Zia, sono 21 mesi che sono sposata e lui niente, proprio niente, hai capito? Mamma mia, tu ya passare, non vuoi dire, ya passare. Ma no! Crescete capite? Quelli sono 21 mesi che poi tu no. Voglio un padre così. Ma come è mai possibile che tu 21 mesi... Ma voi che state insinuando? Ma tu ti hai curato? Tu non stai bene, figlio mio. Tu avrei quello che fai a passare vuoi, lei si sapeva una cosa che a stu sorelle non ti facevi sposare. Non ti facevi sposare. Giuro, un crisantino. Comunque vogliono figli, hai capito? Ma va con pazzare e tu va a cacare. Ormai non vuoi passare che può fare, la fa solo non ti dire, non ti parli più voi. Ma io vi proibisco di offendermi, altrimenti io mi arrabbio e sfero. E che fai? Ma che fai? Voglio sapere, allora, fammi Ma insomma, mica così, ma è possibile che hai da fare un chiassi, da fare il raccetto Ma tu non mi capi che mi ci puoi fare la pazienza. Voglio un logo di conviene di sta zitta, che sta signora tutte e due vede il nuovo fuoco che sta andando uno. Insieme poi, che sta ti mettono sotto e ti fanno nuovo. Io sto qua. Io papà sta a Roma. Quali sono i misteri che circondano mio fratello? Ho una secca fica. Prego, la baronessa Serafina di Caprioli. Vabbè, cacabriaria, ma frì fa 5 minuti. Ma insomma è il caso di fare tutta questa confusione, tutta questa muy. Oh, chi lo veramente con guaglioni che vuole tanto grosso è frusciato un colpo. Però chi non si mette di buona volontà e cercherà di fare contento. Ah sì? E dici che le caritozzi, vedi? Sì, se è per questo io a vostra nipote la contenterei in tutto e per tutto. Vabbè, allora una volta che stiamo a questo, mio signore, ascoltami bene, perché io ti rompo una settimana di tempo, hai capito? Ma non è caso di porre termine, perché io, ve lo ripeto, adesso a vostra nipote io la contenterò in tutto e per tutto. No. Allora adesso, visto che tutto si è aggiustato, possiamo andare a mangiare. A me mangiare? È logico. Andiamo a mangiare, ma non mi è che mangiare, volessi sapere. Zia, non ti preoccupare, adesso penso tutto io, va bene? Oh, vero, cucini tu, bello, razzi, quanto è bello. E allora, siete invitati anche voi, andiamo a mangiare, cucinando un po' da me. Finuccio, vai dentro e accendi il fuoco. Ma come io vado dentro e accendo il fuoco? Devi andare dentro e accendere il fuoco, forza, muoviti. Ma io sono il figlio dell'assessore di Sparanizza. Dai, muoviti, cammina. Io ci passato nuovo con sta schifezza. Forza. Ma che schifezza. Cognata? Sì. Preparate da mangiare. Come io? La figlia dell'assessore di Sparanino. Non mi interessa, su forza, marcia! Un, due, Vabbè, ragazzi, dai. E dale qua a me che la può darmi, mamma mia, dale qua lo stesso fuoco mi deve. Dale qua,
male. Sì, e poi, dicelo lì. Bello, però, hai visto come si fa a rispettare, hai visto? Che è? Sì, fatto un non parla proprio. Che è? Non dice magari ordinare. Ah, ci tengare. Oh, commissario, aspetta. Faccio aspettare. Buongiorno, commissario. Buongiorno. Che si dice, commissario? Esce Gennarino? Speriamo bene. È uscita questa signora? Sì, signore. Sempre con Don Alfredo, eh? Guardate che pare c'è il commissario e disse che c'è, sempre con Don Alfredo. Quella è una donna che solo non può stare, ma porettini. E poi specialmente quando queste amicizie escono le carte e mille lire, Sì, commissario. parlo tu e te ne incarica, hai capito? Ma che pure? Ma che fai trovare, non è? Io così sono fatto, non mi sto impazzito, capite? Io quando c'è a ricevere una cosa, la dico pure a coste... E fa passare un guai a me. Schiatta, crepa, ma io parlo. Ma da lei, dimmi una cosa. Sì? Ma suo nonno Alfredo è stato sempre bene al denaro? Una volta, commissario, ma mo non più. Tanto è vero che avete a sciogliere la società Caporani per la ferie all'esportatore. Allora è vero che c'è stato in relazione anche prima? Ma no, guardate che baricello, commissario. Ma allora voi non sapete proprio niente, commissario. Dimmi un'altra cosa. Sì, tutto quello che volete sapere, commissario. Dite. Suo nonno Alfredo, Sì. come ha fatto a fare tanto denaro dal momento che si è risprato? No, commissario, quello è sempre quello che ho pensato pure io. Mamma mia, che stai proprio a qua via. Stai proprio sbagliato, commissario. Ma non lo so, secondo me forse non vanno più d'accordo, capito, commissario? Perché no? Quando è stato questa mattina, io stavo seduto qua fuori, no? E più ho sapito che io non offendendo mi faccio i fatti miei da casa mia, commissario. Allora mi trovavo così, involontariamente un po' servito per prendere un po' d'aria, essere dei vestiti, la mulina, ma non ne capisco, commissario. Lì si faceva coppa mano, io ero una raro e piglio. Si sapete come parlo, no? Io va a rubare e mi porta, capite? Proprio così, dici? Proprio così. No, giuro, commissario, si vede che una bucia, crescenzielli miei, fra un quarto d'ora da passare un mai nero, si vede che bucia. Mi hai tosato, mamma, ma li hai La tosato. verità no. Figuratevi che tutta la giornata di ieri, no, donna Lucia, non si è vista proprio. Veramente? No, giuro, commissario, no, giuro, si vede che bucia, fra un quarto d'ora, crescenzielli miei, la giovane mia sei carabinieri. Annaccina, tutto lei. Che lei, Non ci buttate manca una parola. Taffa, che passa? Come sapete il commissario, come sapete come Ma da no, commissario? grazie, Ah, niente più, qualsiasi cosa, commissario, agli ordini, io sono a vostra disposizione, ma no, Grazie. commissario, qualsiasi cosa. Arrivederci, commissario, arrivederci, commissario. È spiritosa vostra moglie, eh? È spiritosa, sì. Il livorno che perde la lingua, va a piccicare nella San Gennaro. Commissario, abbiate pazienza, scusatemi tanto. Quello è un difetto di natura che mi dovete dire, come l'ha pigliato. L'ha sempre tenuta così. Ah, look. Abbiate pazienza, scusate, commissario. Non ti posso portare, Vi saluto, commissario. Carissimo, A che punto siamo? dalle circostanze impreviste mi lasciano sperare, ma ad ogni modo non posso ancora pronunziarmi. Speriamo bene, altrimenti sono dolente comunicarvi che la faccenda si imbroglia. È stato provato che i soldi trovati addosso all'accusato non appartenevano all'ucciso, ma erano stati rubati al principale di Gennarino per soddisfare i capricci di quella donna. In conseguenza il principale, che è uomo di cuore, lo ha perdonato ed ha dichiarato di averglieli prestati. Sì, Vedi? lo so, ma intanto la deposizione di Lucia Ferrante è una prova schiacciante e tutto rappresenta non un dubbio, ma una certezza che Gennaro Buonocore è l'assassino di Raffaella Galvanesi. No, non lo dite. La luce sarà fatta, ne ho la certezza. E quando prima il vero colpevole sarà assicurato alla giustizia, prima che l'istruttore sarà compiuta. Me l'auguro di tutto. Ma intanto è arrivato un mandato di arresto per il portiere Crescenzio Chiapparello. Chiapparello? Sì. Tutti fermi inutili e che non danno nessun risultato. Anche questo è vero, ma intanto devo fare il mio dovere. Giusto. Fate pure il vostro dovere, ma dopo ritornate da me, perché ho bisogno di voi. Arrivederci, Giacomo. Arrivederci, commissario. Crescenzio Chiapparelli, Sì, un momento, chi è? uscito il momento. Sì, qui magari state accorti i guaglioni mettono in mano in deviato. Mo su, dite. Favorite con me.
No, favorite voi con me che sto pronto per mangiare. Fate poco lo spiritoso, farete con me in questura. In questura? E lo so che devo andare alla questura, ma all'uno, ma non è ancora l'uno. Dovete venire adesso. Proprio in questo momento. Da città che veniamo. Sì. E me quando lo si fa? Ma bene, con le buone maniere si ottiene tutto, aspetta. Ma dove? La gente che rimane per uno. Ma dale, un momento! Mia moglie la sa così! Che sta? Ma dai, la gente che rimane per uno. Perché? Ah, questo mamma poi. Ah, che non fa niente, va, marito mi mangi più tardi, va. Non aspettate perché forse non tornerà con me. Oh, ma no. Ma mi state dicendo? Non dormi più, marito mio? Ma facete una cosa. Mamma mia, ma allora l'arrestato? Sì. La galera! Il messaggio di tipo per Ma nascere. non mi ha ma veramente la galera? Sì. Ma non mi fa la scrissa, a così mi ha trovato che non ricchi giovani e gennari, che ne sa? Aspettate, mi sta un momento. Ma raccomando, non appena ovire, uno va a scassare di aroi. A te deve essere un colpo in fronte. Non ti preoccupare, va. State proprio, Ascoltiamo, come obbligati per favore, non baciarne quando va Sisine? Chiamo solo un vivo te, madonna. Sì, fino, ascende caffè, o ti andai in un momento carcerario. O ti fa qui al momento un caffè. Chiamo vidri, Sisine! Adesso, che bella cosa voglio, o si va carcerato, sapete? Va trovato una linea, va trovato. Sisine! Vai, va. Voglio oggi, fatelo al volo! Brigadiere, ridate quanto più a lungo è possibile. Non faccio da sicuro. La mia voglio che nasce costumata e fa, ma se fa bene sotto a sotto, e mamma mia, a faccia i crescenti. Uffa, ma che stia oppressione? Ma che fai trovare una mia? Come capace? È mo spille, Ma non l'hai capito che non ti voglio vedere più, no? Che stiamo dicendo? Ma come è rimasta povera e pazza. Ma bada, Lucia, mi ho imparato a fare troppo male. Io ho farraggio pure a te. Uè, oh, non minaccia, sa? A sti minacce toi non mi fanno pressione. Lucia ha da risolvere. Ha già trovato pure una strada mia. Perciò, lascia, ma vattene. Non posso sopportare sti momenti di pazzia che ti vengono ogni tanto. Se capisci, ma non puoi sperare niente più. Uno morto è nato in galera. E a me mi fai asci pazza, capisci? Se sapesse che brutti notte che hai passi, buttate d'inferno. C'è sta un'ombra minacciosa che mi perseguita sempre. E io che non ho mai tremato innanzi a nessuno pericolo. Ma tremo, mi metto paura. Hai la paura. Non ti avvicinare, mi fai paura. Non ti accostare. Lascio! Alfredo! Ma perché mi guarda così? Lo sguardo tuo mi fa paura. Lascio! Mi fai paura, lascio! Ascitto pazzo una buona volta e per sempre. Io È disgrazia mia. Che ogni volta che scendo da già incontra sempre in faccia. Vabbè, è questa, è casa mia. Lo sai? Mariti non posso meglio Ah, lì, che sto volissimo tutto quanto. Ma a questo punto e altri, non li vincete. E se capisci? Perché tu avrei invitato fino a che punto arrivo? Bella fe, parlate come mi da parlare, sa? Mi è rovinata il figlio. Ah, sì? È perché forse ce l'ha diritto a cirere a Raffaele l'esportatore, sì? Non ripetere più sta parola. Perché il figlio mio non poteva accedere a nessuno. Sei tu che mi fai credere un assassino. Ma tutte le proprietà che hai fatto a casa mia, tu li hai pianti a lacrime sangue. A lacrime sangue li hai pianti. La coscienza mia è netta, pulita, non aveva paura di niente. Perciò avete voglia di vincere. Io resto sempre quella che sono. Quella che si io saccio. E io mi metto scuola e tu dici. Perché sentimenti miei non sono come i tuoi. Ah, sentite, francamente mi avete sfastoriato. Anzi, sapete che vi dico? Che quando mi vedete passare, facete finta che non mi conoscete proprio. Mi sono spiegata. Statevi bene. Ah,
Anima senza Dio. Mi è rovinato un figlio, mi è rovinato. Amalia. Tu, No, Ama, non ti niente. che vuoi? Vattene. Che ogni volta che ti vedo mi ricorderò peccati miei. Non peccati che mi ha portato triste conseguenze. Hai ragione. Dimmi quello che puoi. Quanta capriccio sa fare sta vita. Proprio io dovetti accusare e arrestare mio figlio. E poi dice che la voce del sangue parla, non mio vero, sino che la mano che arresta io figlio mio avesse avuto a tremare. E invece no, pensaste a foto vero tuo. E arresta sto figlio mio. È triste, lo so. Ma purtroppo non si può venire meno a certi doveri. Ma io ti giuro, Ama. Ti giuro sulla vita di nostro figlio che saprò strapparlo alla giustizia. Quando apparso mi resto ancora malata, per una speranza mutata. In questo momento è il cuore di un padre che parla e non si inganna. Perché il figlio di Guido Veronesi non può essere un assassino. E solo quando ti farò riabbracciare tuo figlio e gli darò il mio cognome, solo allora, ma ti cercherò perdono di tutto un male che ti hagi fatto. E solo allora mi darei più grande felicità. È così forte in me questo amore paterno che mi rende fiducioso. E insieme a sta forza tua aumenteranno le preghiere sta povera mamma. E mo va, vai, non ti preoccupare. E che Dio ti aiuterà. E penso, figlio mio. Va. Oh, figlio mio. Anna Luci, vi saluto. Voi commissario, ma mi avete fatto mettere una paura. E che visto, mamma? No, che io stavo sopra pensiero. Invece a me mi è parso come se ti metteva paura di essere vista. E caccio mi sa mani in tasacca a qualcuno. No, è mica se figlio di questo. Ah, e allora? Luci, guarda mi faccio. A sto momento non è un commissario che ti parla, ma è un padre. Intendimi bene. Un padre che può sapere tutta la verità e tu me la dici. Se è una cosa che saccio, perché no, commissario? Tu lo sai, e forse più di quello che suppongo. Commissario, se è un interrogatorio, facetene a me, perché fino a mo' già me ne hanno fatta assai. Se poi lo ritenete opportuno e necessario, invitatemi sopra alla questura e Lucia vi serve. E ti sto pregando. È un colloquio amichevole. Vabbè, già che volete così parlate. Grazie. Prima cosa ti domando di quell'amico tuo, Alfredo D'Amato. Che se ne fa? Che ne so? No, tu sai, Luci. E poi voglio sapere a dove ha pigliato tanta soldi dal momento che stava disperato. Spiate Angelais. No, io spio a te. Perché l'uomo che sta vicino alla femmina che va bene la dice tutto. A me non mi ha detto niente. Luci, ti prego, parla. Penso che la figlia mi sta carcerata innocentemente e tu sai che Gennarino è innocente, perciò prima tutto, prima che ti faccia arrestare e tanto sono sicuro che parlerai. Commissario, io non so niente. E allora ma tu di chi? Chi le cacci San Raffaele all'esportatore è stato Alfredo D'Amato. No, non può essere. A voi potrei salvare Gennarino perché io figlio vostro. No, ti sbagli. Perché se figlio mi fosse stato realmente colpevole sarei stato io stesso ad accusarlo. Ah sì? E allora se credete che Alfredo D'Amato, io vero colpevole, arrestatela, perché a me non mi passa manco patata. Ma prova schiacciante, me l'era tu. E come faceste credere che Gennarino era l'assassino, adesso dovrà gridare ad alta voce la sua innocenza accusando il vero colpevole, Alfredo D'Amato. Non lo faccio, commissario. No, e tu non sei una figlia. Tu sei una iena, sei una vita. Ma bada, Lucia, che verrà un momento che poi varrai tutto un male che fai. Commissario, quando mi volete a disposizione, il mio domicilio lo conoscete molto molto bene. Statevi bene, commissario. Capito. Commissario, eccomi a voi. Giungete a proposito. Molto probabilmente risolveremo il caso, però bisogna agire energicamente. Mi raccomando. Commissario, buongiorno. Buongiorno, voglio. Voglio rimane una cosa. Ma tu vuoi bene al Gennarino? Assai, commissario. Ma facesse a Ciro poveri la libertà. E beh, se mi riesce che la caccia pensata.
Tu con Salvaggio Gennarino. Lo conosci Alfredo D'Amato? Come non lo conosco? Chi lo sta sempre qua, in casa della Lucia. E chi lo molla sta ratta. No, ancora da venire. E allora mi volete venire? Vieni con me, che ti dico tutto quello che fa. Vieni, Giacomo, vieni. Sapete? Mo che chiama? Dio, ma senti scipazzo. E per chi? Per sta femmina senza anima e senza cuore. Ma mo sono deciso. Manfredo, per carità, è scappato. E guarda vicino. A me? E perché va? Poco fa stai per casa. E una Lucia ha parlato con il commissario. Aggiunti che diceva Alfredo D'Amato ha ucciso Raffaele Calvanese. Ha parlato. Ma tradotto. Ma si va con galera. E si va Camposanto. Alfredo D'Amato! In nome della legge ti dichiaro in arresto. Tu sei l'assassino Raffaele Calvanese. Il vero colpevole è stato assicurato alla giustizia. Gennarino Buonocore, ovvero Gennarino Veronesi, è innocente. Beh, si sono stati. Ma si va con galera. Da venire pure donna Lucia Ferrante, che è stata la mia complice. C'è posto anche per lei. La sua complice è Brado Alfredo D'Amato, la sua complice. Ma io ti dico che in da 24 ore sto a libertà, perché io sono 200! Questo lo vedremo, andiamo! Vado un bello che è finito pure là, poi non sono morto di fame, pure assetata già volendo. Pure assetata. Stiamo parcando in mia pranzo. Ma ci devo andare a passare. Ma adesso tutto il pavimento, candele. Ma volete fornire? Ma volete fornire? Ma ci devo sapere Ma cosa che capa, voi facete guai e già gli le conseguenze. Perché che voi avete fatti? Che voi avete fatti? Che ne sacci? E allora? Secondo me in tuo quartiere se ne parla ancora, Dai, voglio, sta Allora. il quartiere reputato. Non si fa che parla solo di sto fatto. Se volesse fatto, sì. È che la Lucia Ferrante volesse parla. Non faccio niente. Non dico niente. Come sapete dire? Niente proprio. Io non ho parlato e sto qua dentro, però mi ci si parlava. Ma perché? Perché state qua? Credo sempre per omicidio che lo esportazione là, che la vera esportatore. Esportatore. Come lo chiamavano esportazione? Quello Calvanese. Che Calvanese? Quello Vigliacqua, mettono pure con ceretta. Se ne parla ancora in tuo quartiere sto fatto, È che la povera mamma mia. E solo essa mi dispiace, che la povera mamma vostra, che ha innamorata vostra. Mamma mi parla di 2 martiri, poverello. 2 martiri. Solo loro mi dispiace. La mamma vostra sta tanto malata, l'autorità che a me non mi ha trovato la passione a 7.800.000. Facito scemo, io stavo zitto. Non scherzate su queste cose. Oh, ma io dico la verità, che ha innamorata vostra, si è fatta così, se ne sta scendendo in sogno. In da strada si sciuga, andrà in sogno. Ma lasciai scemo e vi trovi scemo. Dicete una cosa, quell'Alfredo D'Amato. Voi sapete tutte cose, parlate. Oh, Gennarino, non so niente, vi prego, Lo voglio pure usare pure le scarpe, ma non mi parlate e sapete perché non so niente. Io ho paura di parlare, non so come la moglie, che la tiene tanta la bocca. E se non parla si sente morire. E se parla e fa per conseguenze. Dite una cosa, il commissario sta indagando. Povero commissario, oh padre questo, sta facendo tanto per buio. In che triste circostanza l'avete a conoscere. Però fu io prima a credere all'assassino. Già, perquisito, arrestato, conducetelo in questo uso.
Ma che potevi fare il povero? È dovere di legge. Però mo sto facendo assai per facile. Sto facendo assai. Sì. Ah, voglio mica mi metto un cattivo chissà quanti esci. Ma intanto sto come capo io come me ne condannato. Me ne condannato che c'è una sede di libertà, capito? Voi quando esci? Ma poi perché vanno arrestati? Poi fatto che lo sportatore, la giunta all'esportazione, come non si chiama che? Ah, l'esportatore. L'esportatore. Proprio questo fatto quando sta pure lui. Ma non non ce l'hai Io pensavo che non ci siamo, che era ossa là, come si chiama? Chiapparello, come si chiama? Chiapparello, dov'era questa autocina? Questo fatto là, che ha scita in breve. Madonna, signore, ti ringrazio, ma non riesci, lui Cose poche. Quindi capito, non c'è noi. 23 anni. Madonna, gol. Mamma mia, ma va a è che gli esco un bastone a cadere. Con bastone, ma intanto mi piace paziare con la salute di mia madre, 22 giorni uscite dalle belle. Riesco da 22? Sì, perché non è niente, ma siete un buono giocato fa. Voi siete come me, siete innocenti. Io sono un buon guaglione. Ma io un buono guaglione sono io. Sono io un buono guaglione, voi sapete, in due quartieri mi conoscete voi. A chi ha uccisi? A nessuno. Che sto pazzo giurato, mano sul fuoco, come non piacevano. Era perso sulle lume una ragione, una femmina senza cuore e traditore. Che mala spina. Ferrando. Che mala spina, non c'è niente. Io quanti potevo pure io ma siccome non so come moglie, ma ci hai fatto mica. Avete ragione, ma io non c'è stato a sentire nessuno, i consigli di nessuno, e la mamma mia ha aiutato lacrime e sangue questo fatto. Non c'è niente, ma io non muore di sete. Tengo fame, ma non si può chiamare nessuno, capito? Beh, l'acqua è venuta. Niente, è venuto. Non si può schizzare, c'è tutto l'errore. Ci volete chiamare, questo è il luogo che viene, cagli trase, non riesci più. Chi? Ma mi piace, a che te me ne va? State un bar. Dicevamo, vado a pigliare un caffè, ma che potrà, un pacchetto di sigarette, gli la giacchetta e veniamo. Non scherzate, non scherzate. Ma senti una cosa in tuo stomaco? Tengo a sto guaglione che hanno passato un brando qua. O se mi si può pure ti rimia ore. Ma come pure non parlo, non dici niente. Ma ogni tanto serata mi metto a utilizzare qualcosa, guaglione. Oh, è un guaglione pulito, se no in tacello conmigo, non gestivo. Non gestivo in tacello conmigo, è pulito guaglione. Era un buon guaglione. Solamente che va via questo fatto di mamma mia, sapete, non ci ha neanche domandato perché si trova qua. Ma tu? Ma perché stai qua tu? Per salvare mamma mia, non c'è nada. Sapeva fare un'operazione importante a lui. Ci voleva una sorta. E colpatemi il valido. Sono io che poteva fare, non c'è nada. Allora sono stato costretto, non c'è nada, a fare tutto. Ma mi hanno arrestato. E mo come faccio? Come faccio a salvare mamma mia? Me lo chiedi, poi mi fai chiedere pure a me. Non ti preoccupare, che tu sei minorenne, sicuramente ti daranno la libertà provvisoria, non ti possono mettere il cantino. Io ho 14 anni, come stai il cantino tu? E mamma dove appena ti viene, la passa tutta la malattia. E mamma quando aveva i figli per salvare, capito? Mannaggia! Come non Io va a buffarsi! il nervosismo, perché si è fatto cuore quando è... Come bene! No, ma faccio con tutto demasiato, la vera è Grisha! Poi, la facciamo chiedere, Grisha! Sei. ma non ce ne sia ricordato di me. Voglio fare più la fama, sai, il canoffi. Voglio gli parlare da cancellate, capito? Allora mano, picciura! Ma mano, picciura! Ma, voglio... Mi sta male! Ah, ma è pizzica trina, lo così male! Ma insomma, avete volete? Ma la volete finire?
cartatore te, che ci arrestano. E la mia forza è il cuore. Buio del culo. A dove sta? No, che la forza. Grisha! Sì, te lo stai chiamando. Ma dove? Come sei? Sì, come stai? Una schifezza. Ma dove? Grisha! Come sei? La bellezza! Ma perché mi davanti sempre se ci sei? Perché la cancella è troppo alta qua, un sacco si vuole tu si traspirato o no? Ma dove? Mandami a biancheria pulita, capito? La casa nei pulce! Sì, a biancheria pulita! Bravo! Oh, capisci tutte cose, Gennarino? È chiarissimo. Ma dove? Grisha! Dammi una sassinella di moto e fammi sapere un marito a che sta! Grisha! Non ti preoccupare! Con scemo sei piazzata! E che foscia, alla stava. La moto, Gennarino! Chiama. Ma dove? Grisha! Ma dove? Mettimi un buon avvocato! E capito? Non ti preoccupare! Momento. Oggi te... Momento! Avvocato, momento. Ma dove? Grisha! Come sei? Una bellezza! Ma come si sente bene? Ma che ci sta come si sente? Quello è un fatto televisivo, capito? Questa televisione, sì. Chi sta in un canale, per esempio? In un canale non è che li l'ha polato. Non scorre, non No, no, è un canale spolato. È spolato. Allora la voce si promette a te, poi arrivi a dire che è mugliere. Ma mamma mia, a parlare con questo lì e tu... Ma no, lo metto l'avvocato. Ma dove? Grisha! Tu mi sei? Ma che mi pigliato sotto! Ma che te ne vai? Lasciami 100.000 lire a porta! Hai capito? Come ride! Voglio zitto zitto, continuare un po' di silenzio che non sento. No, non so ma non dicevo. Non si sa qui la cancella. Ma dove? Grisha! Tu mi sei? Sì! Ma che te ne vai? Lasciami 100.000 lire a porta! Hai capito? Ma che stai dicendo? Voglio, per favore, ti ho pregato un po' di silenzio. Sto parlando. Di silenzio, che non sento. Ma dove? Grisha! Ma che te ne vai? Lasciami 100.000 lire a porta! Hai capito? State buono! Saluto pastore! Ma come si può fare? Sta disgraziata ha capito tutte cose, solo fatta la 100.000 lire, non l'ha capito. Vabbè, lei ha capito tutte cose. Ha capito tutto. A volta. Dove è stato tu? Lo secondino, superiore. Ah, superiore. Ma stiamo in con lei. Invece, In prego. Gennarino Buonacore, scena lettera per te. Grazie. Prego. Stamattina mi scordavo dei dati. Grazie, superiore, grazie. Sentite, signora Volpa? Che fuoco? Che fuoco? Chi fuma? Volpa? No, chi fuma? Fuma tu. Non fumando. Che fuoco? Che decesse? Ma la giurita, non dice.
Ballaste. Ma chi ti parlare? Ballaste! Io non parlo, sto parlando mo, ma come parli? Diciste, di. Sentite signora Custode, qui si trova la porta. Ma che quanta porta? Io guardi a sogno, capisci? Guardi a sogno. Io guardi l'Antonio. E allora sentite signora guardia, per favore, siccome non vuole fare stamattina non ho mangiato, volesse due friariere mezzo pane con una camisa ciccia, una bella custodella, un rodo full, due maccaronacci, questi, insomma vedete un custodatemi una cosa perché mangia. E che se crede possibile? Che sta a taverna, o ristorante, che su cacciure, capisci? Che su poco di pena è? E non so, certo. Che non si mangia. Si muore. Che sei ciance, capisci? Sei ciance. 6 anni. Volesse pure un bicchiere di vino, o friariere. No, mi piace. Volesse pure un chinotto. Facete per un chinotto, mi piace. Volesse pure una bella canzone. Tutte cose, basta che sta male. Giuri, ma sentite e caghi su cacciure. Vabbè, ma io volevo le savesine. Che non si mangia. No. Che si ciancia. Si ciancia, cacciure. Non ce l'ha in credo che non ho posto perché sto non posso vedere. Qualche giorno chi sta capace di fare in galera a me? Ho scherzato, voi scherzate, ma intanto comandano loro. O superiore, o secondino. Il è siciliano, capito? Ah, perciò dicevo il deciso, non faccio. Parlano poco a rata mensile. Ma va a passare! I nostri Però sono simpatici, che fu, che decete, che facete? E chi fu, che lei chi fu? Che fu, dici, chi è stato? Ah, io non capisco chi fu. E queste cose di intonazione, però è simpatico. Ah, è simpaticissimo. Ma gente come fa in galera? Se è scrutata la lettera, me la date male. È simpatico, è simpaticissimo. La composizione invece, avete pure a cantare. Ad avere un ristorante, un friariere, o saticci la mamma. Divertente, è un sicilianuzzo divertente. Divertente non ha portato niente, non abbiamo di uno che ma io le cose così. voglio un pigliatore tutto da mangiare. Mi chiedono per tuo papà, ma ci ma quattro pianti. E mangiamo. No, mammarella mia, no. Che è stato, genere? Sta male, mammarella mia. È mora, mamma. Senza avere i figli suoi. Facite masci a cadere. Calmato, genere. Superiore! Facite masci! Facite mia fasa, mamma mia, superiore! che sia vide in carceresa una femmina bella a per saporia libertà tenga
fammi avvasare, mamma. Delinquente! In carcere non si canta! Io non so delinquente, ma l'ora non m'hanno toccato, la vecchia mia non mi sente, ma capisce perché sto incacato.
paradiso. Mi sento a Dio, volete sfidare. Mi stanno tutte femmine più belle come fossero pazze. Tu sapete non dare. Stelle ci danno mi se stelle io solo rindo cuore per scarfare o fritte tuo cuore che stanno quando sputta la mezzo per fa morire niente più fa belle nottate fai restare appiccicato, ora ci è innamorato. Tu sei Mariale peccato, ma non vai carcerato nemmeno stasera, rubando da me. Se tu non dai amore mai, a colpo non è solo a noi. Tu non lo sai che gira vinto un anno fa che ti fa nascere così bello e cattivo come si se lasci dal cielo in mezzo alle nuvole ma più bello pesante da essere tu ma arrivai a convincere solo a Gesù. La ricetta più bella la faccio inventare solamente se io che da me va a sposare porta la mano cuore mio ma terra mia si santi a Dio raccontando sta mezza bugia non vuole essere sta una mezz'ora stasera Continua. Mi dispiace tanto, forse ti ho svegliato. T'ho detto di continuare. Senza amore volessi, sai in cielo. Fermando ma non si può trasire. Dicendo che la non è un cuore, vado me la indovinare. Ce ne satto portare fa belle notate fai restare appiccicato ora ci è innamorato sei Mariale peccato ma non vai carcerato nemmeno stasera rubando da me non danni amore mai, a colpo non è solo a noi, tu non lo sai che il cielo vinto un anno fa. Tu ti fa nascere così, bella e cattivo come si, sarà citato in cielo in mezzo alle nuvole, ma più bella pesante da essere tu. Gesù mamma mia per una beffa certa tremare ricetta più bella ma faccio mandare solamente se io che t'aveva sposato da una mano cuore mio ma terra mia si sente a Dio raccontando sta mezza bugia non vuole essere stare a mezz'ora stasera. È da molto che mi osservi.
Non capisco perché. Non hai niente da dirmi. Niente, ti ho già detto tutto. E tu invece, Gigi? Papà, è tardi, devo andare a lavorare. Aspetta, dobbiamo parlare. Sì, è vero, ti ho spiato, ma per il puro piacere di sentirti cantare. No per giudicarti. Lo so già quanto vale, molto, moltissimo. Ma tu non ci credi. Pensi che io ti prendo in giro, che io non capisco il tuo talento. Tu l'hai vista trattare molto meglio il tuo talento. Devi farlo conoscere, hai capito? Dedicargli ogni momento della tua giornata. E invece perdi tempo. Per colpa di un lavoro idioto che non hai nessun bisogno di fare. Io avevo bisogno di lavorare, perché a casa eravamo in 8. Ho fatto di tutto. Il muratore, il facchino, il panettiere, il portuale. Il tuo invece è solamente un capriccio d'orgoglio. E così il tuo è un capriccio. Tu hai fatto molto per me. Mi hai dato l'amore di un padre vero. E mi hai dato anche il tuo nome, che per me è un onore, ma anche una maledizione. Se frequentassi la gente che dici tu, avrei successo sicuramente, perché soprattutto sarei il figlio del grande Mario Merola. Ma alla fine non riuscirei mai a sapere quello che valgo veramente. Papà, preferisco il pubblico del piano bar, dove nessuno sa chi sono. Mi bastano pochi applausi, ma sinceri. La verità è un'altra. La verità è che hai paura. Scappi, ti nascondi. C'è una sola cosa che ti aiuta a superarlo, la paura. Una paura più forte, come quella del tempo che passa. E ti auguro di provarla presto. Mi capito? Siete aperti il sabato? Scusi? Volevo sapere se siete aperti il sabato. Ah, sì, sì. Sì, facciamo orario continuato, signora. Posso pagare col banco? Sì, va bene. Grazie molte e torni a trovarci. Grazie a lei, buongiorno. Arrivederci. Gigi, che diavolo stai facendo? Ho appena finito di mettere a posto i vestiti. Ma non ti preoccupare, cara. Il mio intervento è del tutto gratuito. Dimmi che hai combinato. Niente. Sto solo cercando di rispettare i patti. Scelte di qualità, avevamo detto. Perciò non voglio trovare accanto ai miei capi quella robaccia. Nell'attesa di diventare una boutique esclusiva, devo pure pensare a sopravvivere, caro. Se non fai subito una scelta drastica, fai un errore enorme. Perché sei troppo cara per la clientela comune. E sei troppo a buon mercato, tesoro, per quella esclusiva. Anzi, fai una cosa. Restituisci quella roba a Claudio Malfi e a Coco, che sono dei rappresentanti così terra-terra, d'accordo? Ma... Comunque non ti preoccupare, la mia merce è tutto in conto vendita. Scommetto una cena che venderai tutto prima dei saldi. Vorrei tanto pagarla questa cena. Ah sì? Però il ristorante lo scelgo io. Ho in mente un bel posticino, orchestra, lume di candela. Proprio come piace a te. Considera che abbia già venduto tutto. Ciao Vanessa. Ciao. Katia, puoi preparare il pacco? Sì, signora. Grazie. Ma stai tranquillo, domani arriveranno. Sì, arriveranno domani. Vuoi fazzolettini?
Vuoi comprare fazzolettini, per favore? Vattene! No, non ce l'ho con te. Domani. Ciao, ciao. Signore turista? No, italiano. Io qua suono, faccio il piano bar. Ah, tu migrante. Io drat. Latte da tu. Io migrante, sì. Bravo. Puoi comprare argentino? Non mi serve. Costa solo. Non mi Costa serve. solo 1000 lire, non di più. Non mi serve. Ma Non mi serve. Costa solo 1000 lire. Tu dai 1000 lire a me, io do argentino a te. 1000 lire, soltanto 1000 lire. Ecco, bravo. Vieni a mano. Grazie, grazie. Non la voglio accendino. Ma signore, io no, tu dammi 1000 lire e prendi l'accendino. Non mi serve l'accendino. Ma no, io non vuole il tuo limousino. Ah, limousine. La limousina. Ma che te sta limousine? No. Mi tengono la macchina. Ma perché tu non prendi l'accendino? Perché? Ma come ti chiami? Io, Ali. Ali? Ali. Ali, direte io. Buongiorno ragazze, come va? Tutto bene? Tutto bene, ciao Gigi. Qui c'è della corrispondenza per te. Oh, grazie. Ciao Gigi, vuoi un caffè? Sì. Guarda che il capo ti vuole vedere subito. Ah, va bene, allora corrispondenza e caffè dopo, d'accordo? Ciao. Grazie. Ciao. Ok, ci vediamo dopo. Avanti. Buongiorno, signor De Angelis. Oh, ciao Gigi. Vieni, accomodati. Un attimo e sono subito da te. Allora, ho dato un'occhiata al nostro fatturato. Stai andando alla grande, complimenti. Beh, diciamo che non c'è male. Perciò per quanto riguarda l'ampliamento della zona non ci sono problemi, eh? La ringrazio, ma io veramente volevo chiederle qualche giorno di ferie, se non le dispiace. Ma perché? Vai in ferie? Si fa per dire, vede, io durante la settimana lavoro in un piano bar. Se lo ricorda? Sì, già, ma se tu vai in ferie, come farò io coi rappresentanti? Ma perché? Ha preso altri rappresentanti? Sì, certo, li ho presi per le zone libere del nord Italia. Devi essere presente anche tu alla riunione, è molto importante, lo sai. Ormai sei diventato indispensabile. Vabbè, ho capito tutto. Devo rinunciare alle ferie. Bravo, veramente bravo, grazie. Vabbè, grazie, arrivederci. Grazie Ciao. del regalo. Signore! Scusa, vuoi comprare tappeti? Tappetto bello, tappetto bellissimo, tappetto buono. È volante. Questo è volante. Tu c'hai i soldi? Dai il soldo. 50.000. Ma come voluto tappeti? Prendi. E prendi aereo, così tappetto volante. Ma mamma. Gigi, rimettila a posto. Non ce la faccio, Rosa. Non posso stare senza di lei. Mi è difficile. Lo so, ma devi provarci, altrimenti non ricomincerai a vivere. Non so neanche se voglio. Questo non devi dirlo, non puoi dirlo. Ascolta, la vita è fatta di grandi prove, di dolori incomprensibili. Succede a tutti, solo che a te è successo prima che agli altri. Ma adesso devi reagire. Lo devi a me, a tuo padre, a tutti quelli che ti vogliono bene. Hai capito? Quando vai a cantare? Domani. Ma tornerò lunedì. De Angelis ha ancora bisogno di me. Per questo mese andrò alla Sorrisa solo nei fine settimana. Ah, ma quando imparerai a dire di no? Ma possibile che in questa casa tutti mi debbano rimproverare? Tutti. Ti aspettiamo a cena? Ciao. Vi voglio un mondo di bene. Anche noi. Ciao Gigi.
ragazza fusa, le coprivano anche il naso, quegli occhiali senza età. Per qualche brufolo sul viso, rimaneva chiusa in casa, con la sua malinconia che le faceva compagnia. Ed io la odiavo, vestita da buttare via, dava quella nostalgia di una vecchia ferrovia. Sembrava fatta con la cera della luna qualche sera, era l'altra sua metà caduta sopra la città. Ed io la odiavo, lo sguardo freddo di un guerriero, 50 kg di mistero, mi portava sfiga come un gatto nero, come un miracolo annunciato, quell'anatroccolo è cambiato. Ed io, se avevo il tempo di pensare che nell'odio c'era amore, ero prima ma lo so, forse gli occhiali, coi suoi vestiti, sono stata a m'ammogliare. Si travestiva fino al cuore, quella strega dell'amore, mi faceva innamorare. Vorrei gridare per non morire, c'è un altro al posto mio. La storia che t'ho raccontato è un ricordo del passato che divido insieme a te. Da quando lei si è innamorata ho perduto un grande amico, ma non l'hai capito mai, solo stasera scoprirai che io l'amavo. Sarò un vigliacco per amore, facevo finta di pensare che portava sfiga come un gatto nero, dell'anatroccolo sposato, io sono ancora innamorato. Addio. Se avevo il tempo di pensare che nell'odio c'era amore, ero prima ma lo so, forse gli occhiali, quei suoi vestiti, sono stata a m'abbrugliare. Si travestiva fino al cuore, quella strega dell'amore, mi faceva innamorare. Vorrei gridare per non morire, c'è un altro al posto mio. Sembrava una ragazza fusa, le coprivano anche il naso, quegli occhiali senza età. Sembrava fatta con la cera della luna qualche sera, era l'altra sua metà caduta sopra la città. Ma io l'amavo. Grazie. Gigi, tieni, dobbiamo brindare. Brindare? Sì, brindare. Al tuo primo CD. Ma dici sul serio? Certo che dico sul serio. Ho sentito dire a mio zio, che poi è padrone della Sonrisa, che vuole produrre una raccolta delle tue canzoni chiamando il CD indovina come? Come? Con il nome del locale. Ma sei sicura che non vuole sfruttare il mio cognome? Ma non ti preoccupare, nessuno sa chi sei veramente. Ora continua a cantare, che già smaniano. Vabbè, brindiamo prima allora. Suona, suona, dai. Scrivo nel fiato rimasto sul vetro un po' gelido, poche parole che parlano ancora di te. L'unica cosa che resta non può fargli
guarda che mi sta succedendo senza idee. Già sto conoscendo l'inferno grazie a te. Dentro quegli occhi innocenti di bimba un po' timida si nascondevano cose più brutte per me. Quelle carezze spugliate come erano famose. Non mi correva. Ah, guarda che bella. Ah, io vorrei sposarvi qua. Bene. Forza, vieni, entriamo dentro. Sì. È troppo bella. Se va a ascoltare la guaglione come te. Piove sto cielo e fa paura. Sappi c'è fare amore. Io stesso temporale sto facendo in dolore. Mi senti manca l'aria. Mi sta saliendo a freme. Se non facciamo pace questa sera. Io ti voglio andare. Aspetta, io ti voglio andare a lui. Non ti voglio più vedere. Ciao, papà. Ehi, a cosa deve questa improvvisata? Guaia, ho cattive notizie. Ma pensi sempre a cose brutte. Non posso avere semplicemente voglia di vederti. Ma ci siamo salutati ieri sera. Comunque, buone notizie. Sì, sì. Meglio così. Niente, il proprietario del locale, il signor Polese, mi vuole produrre un CD tutto mio. Ma che cos'è? Non sei contento? Non dici niente? E che devo dire? Lo sapevo che prima o poi sarebbe successo. L'affare lo fa lui, no tu? Sì, ma io non so, non mi sento pronto. Sono contento e non sono contento. Io ho bisogno... ho paura di sbagliare. Io vorrei... Di che cosa hai bisogno? Parla. Io ho bisogno della tua esperienza, papà. Andiamo. Vediamo cosa si può fare. Con l'arrangiamento che ho pensato io, sarà perfetto per te. Senti, ho un'idea, ma perché non la cantiamo insieme? Dico sul serio, papà. Quando cantiamo insieme? Come? Ah sì, certo. Ma per me e per te ho in mente una bella cosa. Sono molto contento che ci stai pensando. Come no? Allora senti, io devo solo lavorare un po' sulla musica. Ecco, ho già il titolo. She and Dan. Ti piace? L'ho scritta apposta per noi. Grazie, papà. Vabbè, parliamo d'altro. Ma perché non parliamo un poco di me? Adesso sono adulto. È importante che io sappia. Ascolta. La cosa più importante che devi sapere è che se fosse stata figlia mia, sangue mia, non ti avesse voluto bene come ti voglio bene, mo. Questa è la sola cosa che conta. Fammi sentire.
Ciao, Vanessa. Basta un attimo. Come stai? Ma che ci fai tu qui? Avrò diritto anch'io a un po' di riposo, no? Vedo che te la passi bene, eh? Non dirmi che ho già vinto la scommessa. Esatto, tutto venduto. Così mi sono concessa qualche giorno di vacanza. Volevo andare a Positano, ma non avevo la compagnia giusta. E allora sono venuta a trovare una mia amica in crisi. Lei studia archeologia qui a Pompei ed è ospite alla Sorrisa, dove ho prenotato una camera per qualche giorno. Anch'io sono alla Sorrisa, ma come pianista di piano bar. Wow! Sì, allo Giallotel Reginella. Ma è fantastico, così avremo l'occasione di stare insieme. Sapessi che noia, se no. Io e la mia amica siamo sempre sole, tutto il giorno. Beh, allora possiamo vederci. Così ci faremo compagnia. Certo. Comunque ricordati che ti devo una cena. Spero tanto che quel ristorante di cui mi parlavi si trovi da queste parti. Purtroppo no. Ma troverò qualcosa all'altezza della situazione. Ne sono convinta. Vedrai. Ciao, Vanessa. Gigi, è tardi. Andiamo a nanna. Anche noi siamo stanchi. No, io mi trattengo ancora un po'. Voglio ancora provare qualche pezzo. Vabbè, ci vediamo domani. Ciao, buonanotte. Scusami, se con te sono stato nel letto anche a volte romantico e credevo a stringere forti in te braccia una femmina, regalandoti tutto me stesso e mai niente a metà. Gigi, vai piano, ti prego! Aiuto, così ci ammazziamo, smettila! Ho paura! Naletta, no, ti prego, Naletta! Se ho cenato con te qualche volta coi fiori sul tavolo, gli ho rubato dai libri le frasi più belle da scrivere, pronto pure a portarti la luna dal cielo qua giù. Potevi dirmelo che i tempi cambiano e non parava a fa amore sicuro non stive con me. L'hai scritta tu? Sì, ma è da tanto tempo che non la suonavo. Eppure mi sembra di averla già sentita. Ma non è mai diventata famosa. Però è bellissima. Non ti ho mai vista. Infatti non sono mai venuta qui. Non riuscivo a dormire, così ero nella hall e ti ho sentito suonare. Insonnia? Eh sì, è colpa dei fantasmi che di notte mi vengono a trovare. Ma non è tardi anche per te? Perché non provi a dormire anche tu? Va bene, ci proverò. Però in cambio del consiglio voglio dedicarti una canzone. Lo hai già fatto. Mi chiamo Laura. Ciao. È soltanto una coincidenza, si chiama come lei. E poi le somiglia un po', tutto qua, insomma. No, ma ti dico che è molto di più di una somiglianza. Senti, erano le 3 di notte, avevi bevuto e io ero già andata via. Poi sai che ti dico, sono anni che io faccio le pubbliche relazioni al piano bar e non l'ho mai vista.
Forse è meglio se la cerchi questa laurea. Magari alla luce del giorno ti sembrerà anche diversa. Ma tu lo sai dove alloggia? No, Allora come cavolo fai a ritrovarla, scusami? ma non lo so, chiederò in albergo. Spero che qualcuno sappia dirmi qualcosa. Ma vabbè, contento tu, contenti tutti. Comunque in bocca al lupo per la ricerca. Speriamo ringrazio. bene. Laura hai detto? Sì, Laura, no, mi dispiace. Non mi risulta nessuna Laura. ma sei sicura? È una ragazza bionda, alta, sui 25 anni. Beh, se non mi sai dire il cognome, non so proprio come aiutarti, non c'è. Lo so a cosa pensi. Pensi che io me la sia sognata? No, ma sai, di notte. Gigi! Che sorpresa! Anche lei qua! Sì, ma purtroppo solo nei weekend. E quindi? Niente giorni di ferie? No, il lavoro mi trattiene ancora a Napoli. Guardi, la capisco, mi creda, perché mio padre è un vero negriero in queste cose. Però, sa cosa le dico? Se ci penso bene, devo farle i complimenti. Perché se l'ha trattenuto qua, vuol dire che lei è davvero, come dire, indispensabile. Complimenti davvero. Ah, grazie. Io cerco solo di fare il mio meglio. Ma meno male che è così, meno male che c'è lei. Se non fosse così dovrei restare qui io. Vede, cerco sempre di delegare, mio padre me lo dice, di rimanere. Ma finché si può, è meglio. Così uno può fare ciò che vuole, non crede? Come no? Per esempio adesso devo salutarla, perché ho l'aereo alle 5 che mi aspetta, per Monte Carlo. Il rally. Buon lavoro, arrivederci. Arrivederci. Buon viaggio e buon divertimento. Arrivederci ragazzi, ci vediamo fra una settimana. Arrivederci. Buon viaggio. Grazie Vittorio, dai, sbrighiamoci, non vorrei perdere l'aereo. Mi aspettano. Mauriti Ghiadda del Resort. Gigi, ma chi è quello? Quello. Il figlio di De Angelis. La sua spina nel cuore. Praticamente un assoluto buono a nulla. Sarà pure un buono a nulla, però non è mica che se la passi tanto male. Lo so, è il solito figlio di papà, che da solo non ha mai pagato nemmeno una bolletta del telefono. A proposito di bollette, devi pagare il conto del telefono. Oggi è il 15. Oggi è 15. Oh, mamma mia, ma sei sicuro che è il 15? Maronna mia! Vuole altro, signor De Angelis? No, grazie. Buon compleanno, capo. Oh, Gigi, che piacere. Auguri. Grazie. Siedi, te ne sei ricordato. Anche lei si ricorda sempre del mio. Rimani a pranzo con me? Ma non... No, ma tanto Sergio non verrà. Se n'è scordato, anche stavolta, come sempre. Prego. Grazie. Ora brindiamo. Auguri. A cosa brindiamo? Alla tua felicità. E al suo viaggio intorno al mondo. Buono. Buono, non c'è male. Quando è che si deciderà a partire? Purtroppo qui c'è ancora bisogno di me. Invece io credo che Sergio prima o poi cambierà. Non è così facile, credimi. Lo so. Beh, se voi due almeno foste diventati amici. Ma lo sai che io conto molto su di te, vero? Lei lo sa che dopo mio padre è la persona che io stimo e rispetto più di tutti. Ed è per questo che voglio festeggiare con lei anche il mio primo disco, che sarà prodotto molto presto dal proprietario del Piano Bar della Sorrisa. Ma è meraviglioso. Al tuo successo. Grazie. Mi abbandonerai, eh? Andrai per la tua strada, non è vero? Ma siamo appena agli inizi. Il mondo in cui ti vuoi avventurare, credimi, è pieno di insidie. Stai attento. Stia tranquillo, non l'abbandonerò mai, almeno non prima di averla messa nelle condizioni di fare il giro intorno al mondo. Alla salute. Pronto? Pronto? Ciao Gigi, sono Vanessa. Ah, ciao Vanessa, sei tu? Devo vederti. Come? Non sento bene. Pronto? Devo parlarti. È una cosa importante. Veramente oggi sono molto stanco. Scusa, possiamo vederci domani? No, dobbiamo parlare dei nuovi ordini. E dobbiamo per forza incontrarci oggi. Se vuoi possiamo pranzare insieme con la mia amica. Sai che allegria. Semmai pranziamo noi due da soli. E lascia lei a casa.
No, non posso lasciarla da sola. Ti prometto che è la prima e l'ultima volta che pranziamo con lei. La prossima volta saremo soltanto io e te. Allora ci vediamo all'1:30 al ristorante da Gennaro, al porto. Ok, un bacio. Ciao. Ciao Vanessa. Ciao ciao. Amicio! Parlavo tu. Ma stai sempre da me. Compra rosa. Non mi serve. Per tua ragazza. Non ce l'ho. Per tua amica. Non la tengo. Tua compagna. Non ce l'ho. A Kumara? Manca tengo, non tengo niente. Ma allora prende, non c'è problema, io metto in Q. Che ri? Metto in Q. A me. A sorda. No, io metto in conto, tu paghi a fine mese, a rate. Ma è una vita che paghi in contanti. Ma dove? Ciao. Ciao. Oh, guarda chi si vede, l'amica di Fantasmi. Esatto. E i tuoi fantasmi come stanno? Siediti. Oh, grazie. Ma che cosa ci fai tu qui? Credevo che non t'avrei più rivista. Ti ho cercata, ma in albergo nessuno ti conosceva. Ma io so nascondermi bene. Ci beviamo qualcosa insieme? Sì, volentieri, ma sto aspettando un'amica. Senti, posso chiedere qualche consiglio? Ma non dirmi che per caso è quella. Sì, è lei. Sì, lo so, anch'io lo so, vedo che già avete fatto conoscenza. Sì, proprio così, ma ci conoscevamo già. Davvero? E da quando? Da molto tempo. Già, dell'incredibile. Quando è così possiamo risparmiare le presentazioni. Amore, sto morendo di fame. Ordiniamo qualcosa da mangiare? Sì, subito. Cameriere! Signore! Non mi purca sta chi. Io ho seguito, io Furzio! Tu furbo! Io te gli andrò a chiamare, No, bravo, come non capisco. Tu c'hai una ragazza, 2, e io do 2 rose. Uno a te. Quant'è? A piacere, vai tu. Tieni, dammi il resto. Resto? Non c'è, io avrei finito la giornata, non resto. Ciao, grazie signore. Bella, mi ha fatto una volta. Bravo, vogliamo mangiare per cortesia. Cameriere! Strapperei quel calendario che segna già quel giorno inutile. Senza te, febbraio che viene a fare, c'è tu che festeggia con me. Quanti baci perugine raggi regalati fino a un anno fa. Malici per bigliettini, sporchi cioccolate per te fa passare. Con tanti innamorati rinda sta serata, non ne sto accorgendo che manca a me e te. Ho potuto trovare che conto, forse mi sa nato posto mio con te. Parli miei innamorati, ve ne stai giornate senza mia pietà. Sta Valentino cuore, soffre giù Natale, non so più restare. Si innamora per regalo, rinche magazzino, non si può trovare. Io che sono rimasto solo, farà sti vetrine che mi ferma a fare. Chi sto viaggio innamorato con 200 lire, ma torno a campare. Ma roba telefonata, ma risposto male, a ritmo non c'è sta. Papà faceva da moda, meglio sta serata, niente ci può sta. Forse non regale notte, stare a perdere già. Questo cuore di cartone dentro una vetrina su un pacchetto blu.
serve solo da regalo, forse è tale e quale come tieni tu, ma quando è innamorato pure già sposato e stavi abbracciato perché cammina. Sto morendo da paura, che ci stai tu pure, mi sa che sti fa. Poi mi ci innamorato, ve ne stai un anno senza verità. A San Valentino cuore, soffri giù Natale, non so più resta. Si innamora per regalo, perché magazzino non si va a trovare. Io mi sono rimasto solo, farà sti vetrine che mi ferma a fare. Questo viaggio innamorato con 200 lire, ma non a campare. Poi dopo telefonato, ma ha risposto mai, ha detto non ci sta. Fa pagina da moda, vegli sta serata, niente ci basta. Forse non è carenata, starà bene già. Don Ma, complimenti. Certamente da Mario Merello poteva uscire solo un artista. Sono certo, Don Ma, che Gigi raggiungerà un grande successo. Nada fa strada. Poi si vedrà se diventerà quest'artista che dite voi. Sesso rosa, fiori tanto. Don Ma, non lo volete ammettere che vostro figlio è bravo, eh? Signor Polia, ci a mangiare quella bella spigoletta che ci hanno preparato. Accomodatevi, prego. Forse è meglio, andiamo. Grazie. No, non ci credo. È incredibile, ma è così. Ciao Vanessa. Ciao Gigi, come stai? Bene, grazie. Oh, Ciao. Complimenti. Ieri sera sei stato fantastico. Scusa Vanessa, Grazie. ti Sì, posso gentilissimo. parlare un momento? Senti, forse ti sembrerà strano, ma che ne dici se domani ci vediamo da soli? Ma come, Vanessa? Ma non lo so. Io gliel'ho detto, ma lui fa finta di niente. Ma trova una scusa, dai, ho bisogno di parlarti. Va bene domani alle 11 all'ingresso degli scavi di Pompei? Ok. Proprio no, devi Scusa un credere. momento, Vabbè. E allora? Vogliamo andare al bar? Certo. Ah, sì. Andiamo da questa Andiamo. parte. D'accordo, arrivederci. Se l'inverno che mi può bruciare, quando ride per me saluta, stammi lontana. Prima che tu mi traseri dall'anima, sai che in pubblicità, prendo a tutti i film a dove ci sta, chi si innamora. Sapendo che è una storia assai difficile, trema quando t'avvicini, solo si cammina, quella ragazzina all'improvviso come ferma, non c'è pronta a spartere, come un brivido, tu desideri, pure quando rido no, parla solo la mia mente, mentre il cuore lo imbavaglio perché lo parla, tu mo si fermano, metti una fermano, che può distruggere, stai per vincere, tanta forza capita, la mia mente perderà, non serve a niente, se sa mangiare come vence e può parlare. Io pensavo ancora in me salvare, non so l'acqua che te posso dare, ma sono sbagliato. Tu già mi sei trasuto dall'anima. Trema quando t'avvicini, solo si cammina, quella ragazzina all'improvviso come ferma, non c'è pronta a sparare.
comprare la guida di Pompei? Sì. Come ti chiami? Bartolo. Che bel nome. Quanto Quanti costa? anni hai? 13. Sei grande. Quanto costa? 10.000. 10.000. E lo sconto? Ci fai lo sconto? Mi dispiace, non posso fare lo sconto. Che carino. Oh, signore! Guarda bello cane! Bello! Che bello cane, guarda! Signora, vieni! Io pulisce, signora! Io pulisce! Vuoi comprare le cose? No, E prende questo! No. E poi questo! Come serve? E prende questo! E poi questo! E poi questa! Si prende sì, una tutto! buona idea, mettiamo tutto Questa è buona! E ti marca, guarda! Si prende tutto! Questo è buono! Dai 100.000! Dai 100.000! 100.000! Metti dentro! Grazie signore! Io do un regalo! Io faccio un regalo! A cucchiarello! E caccia fa? Il racco! Grazie! Posso avere la 106? Sì, subito. Grazie. Allora posso rivederti domani o hai intenzione di riscomparire ancora? E Vanessa? Ecco, cosa dirà? Ma tra me e Vanessa non c'è niente. Lei non la pensa così. E poi una mia cara amica. Non mi va di farla soffrire. Allora devo soffrire io. È esagerato. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Va bene, ci sentiamo dopo. Non ho più intenzione di intervenire per salvarti. È ora che ti prenda le tue responsabilità. Ma se si tratta di una sciocchezza, è un piccolo investimento. Un debito di gioco non è un investimento. Non hai neanche il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. Senti, ti prego, dammi almeno la possibilità di ridare i soldi che mi rinfacci. Fammi lavorare con te. Ci hai provato decine di volte e sei stato capace solo di distruggere tutto quello che gli altri avevano costruito. State zitto. Gli altri? Stai parlando del tuo pupillo. Stai parlando di Gigi, vero? È una persona capace, leale, sincera, onesta, tutto quello che non sei tu. Sai cosa ti dico? Tienitelo il tuo Gigi. Tienitelo. Io continuo a fare a modo mio. Pensavo fossi in coma irreversibile. Beh, sai, ieri sera ho fatto un po' tardi. Un po' tardi? Era notte fonda. Ma lo sai che non riesco a dormire, purtroppo ho l'insonnia. Eri sola? E tu come hai dormito? Bene, grazie. Hai visto Gigi per caso? Quasi quasi lo metto di fronte al fatto compiuto. Prenoto io il ristorante per questa sera. Ma di chi stai parlando? Di Gigi.
Sai, è un anno che cerca una scusa per invitarmi ad uscire. Ma lui è un ragazzo molto timido. E penso che abbia anche un po' paura di me, quindi è meglio che prenda io l'iniziativa. Questo caldo è terribile, l'aria è irrespirabile. Io mi faccio un bagno. Tu non vieni? No. Che meraviglia! Auguri per il tuo compleanno, Gigi. Ciao Laura. Ciao. Cosa c'è? Non ti piacciono le improvvisate? Ma che dici? Belli questi fiori. Chi te li ha mandati? Un nuovo ammiratore? Me li ha mandati la direzione dell'hotel. Dimentichi che oggi è il mio compleanno. No, non me lo dimenticherai mai. Vieni qui. Anche se abbiamo litigato, io ti penso sempre, lo sai. Guarda. Questo è per te. Ti piace? Vieni qui. Girati, provalo. Cosa c'è? Non ti piace? No, lo trovo bellissimo. Solo che... non è necessario che tu mi faccia dei regali così costosi. Lo so. Lo so che tu non mi ami per questo. Altrimenti non te li farei. Laura, tu sei l'unica persona che mi ha voluto bene nella mia vita. Io senza di te non ce la farei. Speriamo di divertirci. Buonasera. Prego, entrate pure. Buonasera. Buonasera. Salve. Prego, accomodate. Ho trovato il posto che fa per noi, le galassie. È un ristorante, è aperto fino alle 4 e ho già prenotato. Bene. E la tua amica Laura? Ma non lo so. Ah, credo proprio che Laura questa sera sia molto impegnata. Ciao Laura. Ciao. Gigi, conosci Sergio? È il fidanzato di Laura. Ma certo che ci conosciamo. Non sapevo che lavorassi al piano bar. Bene, Te l'avevo mi fa detto. piacere rivederti. Proprio una fortuna. Senti un po', è il compleanno di Laura. Una bella combinazione, ci dedichi qualcosa? Bueno, Ci molto fermiamo qui. volentieri. Ti dispiace? Va bene. Va bene. Scusami, se con te sono stato nel letto anche a volte romantico, e che le leverà stringere forti in mie braccia la pena, regalando di tutto me stesso e mai niente a metà. Scusami, se ho cenato con te qualche volta coi fiori sul tavolo, ti ho rubato dai libri le frasi più belle da scrivere, pronto pure a portarti la luna dal cielo qua giù. Potevi dirmelo che i tempi cambiano e man mano l'amore sicuro non scrive con me. Non emozionarti in questo addio, era giusto amore mio, non ti sto mandando al diavolo, sapessi quanto ho bisogno di te,
tu non hai più interesse per me e senza prezzo quel mondo per dare al tuo corpo anche l'anima. Scusami se con te sono stato nel letto anche a volte romantico e credevo a spegnere forti in braccia una femmina, regando di tutto me stesso e mai niente a metà. Scusami se ho cenato con te qualche volta coi fiori sul tavolo e ho rubato dai libri le frasi più belle da scrivere, pronto pure a portarti la luna dal cielo qua giù. Potevi dirmelo che i tempi cambiano e non darò a favore sicuro non stima con me. Bravo, non c'è che dire. Davvero bravo. Sai che è una bella coincidenza. E siccome piaci così tanto a Laura, io vorrei regalarti a lei per 2 ore. Che ne dici? Non ti piace l'idea? Canti solo per noi due, tanto qui fra poco se ne vanno tutti. Mi sembrano un po' annoiati? Annoiati, Ma non mi sembra giusto. Queste persone hanno pagato il biglietto. Hanno pagato. Ne fa una questione di soldi, hai sentito? Io posso pagare, hai Ti capito? prego, Lasciami andiamo. stare. Andiamo via. Lasciami stare. Per favore, ti prego, Sergio, Laura, andiamo. per favore. Per Io posso favore, pagare, è l'unica cosa che so fare nella mia vita, hai capito? Guarda questi, sono per te. Forza, canta. Aiutatemi, fermatemi, portiamolo fuori. Canta, suona per me. Lasciami stare, lasciami qui, forza. Lasciami qui, ho detto. Senti, ti conviene dirmi la verità. Quante volte sei uscita con lui? E guardami, rispondimi. Hai fatto l'amore con Gigi? Che importanza ha che io ti dica di no? Tanto non mi crederesti mai. Sì. Sono appena arrivato. Senti, chiamami più tardi. Ti ho detto che sono appena arrivato. Chiamami più tardi, ne parliamo domani, ok? Va bene, va bene. Senti, tu adesso vieni via con me, intesi? E poi domani ti faccio riaccompagnare da Vittorio, ok? Vieni. Ho detto vieni. Ciao, buonasera. Dove mi vuoi portare? A vietarti di usare il mio nome? Ma è una squallida menzogna. Lo capisci? È un complotto del tuo pupillo per togliermi definitivamente di mezzo. Ma mi prendi per stupido. Guarda che prima che uscisse l'articolo su questo giornale, la direzione dell'albergo mi aveva chiamato per dirmi tutto quello che avevi combinato. Ma non capisci? Sono stato costretto a difendermi. Mi ho offeso davanti a tutti e importunato la mia donna. Non ci crederei nemmeno se lo vedessi. Invece che a me credi a tutto quello che ti dicono gli altri, vero? Certo, perché ti conosco. Guarda che su di te c'è una denuncia per rissa e questa volta non intendo tirarti fuori dai guai. Non è la prima volta che Sergio si comporta così, ma alla fine Laura lo perdona sempre. È una vita che stanno insieme. Uffa, Gigi, non ho più voglia di parlare di loro. Scusa, ma la scena di ieri è stata una cosa penosa. È che Sergio è il figlio del mio capo, una persona che io stimo molto, alla quale sono legato. E invece Laura? Laura, che cosa? Ti piace? Devi metterti in testa che Laura e Sergio non si lasceranno mai.
È una bellissima serata, perché non andiamo a farci un giro? Pensavo che ti piacesse questo posto. È stupendo. Se è per questo, è un bellissimo posto, Vanessa. Ho detto solo che ho voglia di aria. Cerca di capire. Non c'è nessuno stasera? Stasera niente musica. Pare che il cantante si sia ammalato. Grazie. Prego. No, non c'è. Ha lasciato la stanza nel pomeriggio. Grazie. Prego. Buonasera. Buonasera. Scusami, disturbo? No, entra pure. Grazie. Come va? Meglio, grazie. E tu? Bene. Vedrai che le cose andranno a posto tra te e Sergio. Hai visto Gigi per caso? Sì, l'ho visto, ma non per caso. Sai, ho un sacco di cose da raccontarti. Ieri sera, per quanto è successo, lui... Sì, ho capito. Era un po' giù. E così ho pensato di proporgli di stare un po' da soli e ha accettato e siamo uscite insieme. Ah, bene, brava. Vai avanti, continua. Sono molto contenta per voi. Ah, Laura, dimenticavo. Sì, dovrò cosa? lasciarti sola per qualche giorno. Oh. Devo andare a Napoli, sai, gli affari mi chiamano. E poi domani sera mi vedo con Gigi. Una cenetta intima e poi... Ah, tesoro, vorrei che tu fossi felice quanto lo sono io. Buonasera. Buonasera, signorina. Cosa le preparo? Un aperitivo. Ne prepari 2. Gigi! Pensavo che fossi a Napoli. Ci stavo fino a poco fa. Mi dispiace per quello che è accaduto e che non ho avuto il tempo di parlarti. E anche io. È per questo che sono tornato qua. Sai, io e Sergio ci conosciamo praticamente da sempre. Solo che da ragazzo era una persona completamente diversa. Entusiasta, allegro, pieno di sogni. Ma poco a poco è cambiato. Nella sua vita deve essere successo qualcosa. Qualcosa che mi è sfuggito. Ero lì e non me ne sono accorta. Ma ne sei innamorata? Non lo so, ma credo che sia sincero quando dice che sono l'unica persona che l'ha amato davvero. Senti, Laura, io vorrei che tu domani venissi con me. Dove? In un posto dove non ho mai avuto più il coraggio di tornare. E Vanessa? So che domani sera starete insieme a cena. Ma Vanessa è solo una buona amica e basta. Ma adesso pensiamo a noi. Quando ho conosciuto Laura non sapevo niente di me, tranne il fatto che ero un ragazzo sfortunato, ma che grazie a Dio avevo trovato una bella famiglia.
Vivevo pensando che dovevo accontentarmi di essere stato salvato. Con lei tutto è diventato chiaro e facile. Ho scoperto la musica che mi ha dato la forza di continuare a vivere. Poi un giorno l'ho perduto. È accaduto qui. Guidavo io. Tu le assomigli in una maniera straordinaria. Ma non è solo per questo che mi sono innamorato di te. Now in my heart there's an empty space. I baby you're what I was ready to fall in love with you once again. You told my heart apart. Eri innamorato della tua ragazza? Sì, ci dovevamo sposare. Avete mai litigato? Come? Una volta mi voleva lasciare. Ma solo per colpa della mia gelosia invadente. Pensa, un giorno non le ho permesso di andare al compleanno della fidanzata del fratello. Ad un innamorato io perdonerei tutto. Veramente. Certo. Riuscirei a perdonare qualsiasi cosa all'uomo che... Parli di Sergio? Parlo di chiunque mi possa fare innamorare. E in qualsiasi momento. Ma adesso beviamo qualcosa. Si è fatto tardi e sono stanca. E vorrei andare a letto. Va bene un lacrima, Cristi? Me ne versi un po'. Subito, signorina. Va bene, grazie. Chiedo scusa. Vuole ordinare da mangiare? No, non ancora, la chiamo io. Come vuole. Chiedo scusa, signorina. Lei ha deciso? Perché sa, si è fatto tardi e stiamo per chiudere la cucina. Non fa niente, non ho fame, grazie. Come vuole lei. Hotel Reginella, buonasera. Pronto, buonasera, potrei parlare con Gigi, il pianista? No, non c'è, è partito stamattina per Ischia. E non ha lasciato nessun recapito. Ha detto che avrebbe alloggiato alla Regina Isabella. Va bene, grazie, buonasera. Buonasera. Grand Hotel La Sonrisa, prego. Ciao, sono Vanessa, mi passi Laura, per favore? È partita stamane per Ischia.
Per Ischia? Sì. E perché? Questo non lo so, mi dispiace. Ma ha lasciato un numero o qualcosa? No, e neanche ha detto quando sarebbe rientrata. Vuole lasciarle un messaggio? No, grazie, buonanotte. D'accordo, buonanotte. Operatore 320, desidera? Per favore, il numero dell'hotel Regina Isabella di Ischia. E poi? Da quel momento che è successo? Sì, da quel momento in poi il destino è stato molto generoso con me. Le cose si sono sistemate e sono andate per il meglio. Pronto? Pronto? Ma chi è? Forse è per te. Pronto? Pronto? Ma chi è? Pronto? Mo? Avranno sbagliato stanza. Quante carte? 2. Vediamo se mi assisterà. 2 a te. Dai, tocca a te adesso. Cosa? 5 milioni. No. Scala. Non basta. Acide, colore. Che cazzo. Ho vinto. Sergio. Vanessa, che ci fai qui a quest'ora? È successo qualcosa là? No, stai tranquillo. Non preoccuparti, nulla di grave. Ma come niente di grave? Io ti pago per sorvegliarla, non per stare in vacanza. Sergio, calmati. Vieni un attimo, ti devo parlare. Vittorio, ciao, sono Sergio. Sì, ascoltami. Fatti trovare domani mattina all'imbarcadero del Molo per Ischia. Molo Beverello, sì, ascoltami per favore. Ok. Non ti preoccupare per Alessio, ci aspetta al porto di Ischia. Mi raccomando, abbiamo un lavoretto da fare. È un lavoretto per te, sii puntuale. Ok. Sì, va bene. Non ti preoccupare. Ti faccio arrivare in tempo i capi che hai ordinato. Risolverò tutto. Va bene, non ti preoccupare. Ok? D'accordo? Ciao. Ciao. Dovresti darti da fare. Dovresti comporre dei pezzi nuovi per inserirli nel CD. Perché non torniamo a Napoli? Così ti metti subito al lavoro. Ma sei pazzo? Io non ho nessuna intenzione di muovermi da qui. Anzi, ho bisogno di riposare. E tu rimarrai con me. Dai, vieni qua. Lo sai che non è possibile. Abbiamo deciso che prima dobbiamo parlare chiaro con Sergio. E non sarà una cosa facile. Già. Sai, ho sempre avuto l'impressione che lui portasse rancore verso di me. Anche prima che ci fossi tu fra di noi. Ho sempre avuto la sensazione che quello stronzo mi odiasse. È incredibile. Che cosa? In certi momenti tu le somigli ancora di più. Proprio come lei. Sembri una persona di passaggio, ma che torna sempre quando c'è bisogno di lei. Come gli angeli.
visti, Sergio. E allora? Non si sono mossi di lì. Sei certo? Sei sicuro? Sì, ne sono sicuro. Sono a Regina Isabella. Bravo. Sono rientrati ieri sera e non sono più usciti. Hanno fatto il giro dell'isola, li ho sempre seguiti, ma non si sono accorti di me. Bene, Ok. hai fatto un buon lavoro. Adesso tocca a noi. Allora andiamo, d'accordo? Tu vienici dietro. Ok, muoviamoci, dai. Figli di puttana. Tutti e due. Hai capito? Vittorio, è arrivato il momento di pagare il tuo debito. Prendi questa. Prendila. E vagli a sparare a quello stronzo. Sparagli alle gambe a quel figlio di puttana. E mi dimentico tutti i milioni che mi devi. Favore per favore. Non ti preoccupare, ti tiriamo noi fuori di galera. Dai. Vai. Favore per favore. No, aspetta. Vieni dentro. È un problema fra me e lui. È una questione d'onore. Alessio, vai, ci vediamo a Napoli. Va bene. Perolla, fai comprare. Ma che c'è a comprare? Ah, zap. A zap. Tutta vecchia e prende nuova. Ma, Arrestami, assembra racada. ma che stai dicendo? Io sono tunisino, io ho tradotto te in mia lingua. Ora Dai, non compra qualcosa. Grazie, signore. Ah sì, no. La davo tu. Ho pure la zappa, mo. Ciao, papà. Voglio, ti ho voluto incontrare fuori di casa per non farmi sentire e vedere da rosa. Gigi, guarda in faccia. Che ti sta succedendo? Ma niente, papà, è solo una tua impressione, devi credermi. Ti conosco troppo bene. Ricordati che certe femmine sono pericolose. E tu ci stai cadendo. No, papà, ma che dici non è vero? È solo una semplice amicizia femminile. E poi sai, l'unica donna che ho amato è stata Laura. Però Dio ha voluto diversamente. Purtroppo per me. Laura! C'è sempre una Laura che ti tormenta. Papà, ma che mi fa capire? I genitori devono parlare con i figli, altrimenti non li possiamo aiutare. Ma non ti preoccupare, io non ho bisogno di aiuto. Ah sì? Ma sei proprio sicuro? Ma, papà, perché mi parla così? Nella vita c'è stata la femmina e femmina. Quelle che si possono toccare e quelle che non si possono toccare. Gigi, ma tu mi hai capito? Papà, ma io... Gigi, dammici a pigliare un caffè. Allora, Vanessa? Che cosa c'è di tanto importante da farmi arrivare qui di corsa? Sai che mi so guadagnare i soldi che mi dai. E sarebbe a dire? E sarebbe a dire che ti ha portato via la tua bella Laura. Visto che la tresca continua e più di prima. Poi farsela rubare da un proprio dipendente. Senti, spiegati meglio. Che cosa stai dicendo? Non c'è niente da spiegare e niente da dirti. So solo che stanotte partono insieme e quindi, se riesci a fermarli, buon per te. Vedremo. Avevo già in mente qualcosa per quei due. La farò questa sera. Vedo che l'hai apprezzato, sono contento che ti piaccia. Lo sai, ti dona moltissimo.
c'è? Hai paura di me? No, è che mi hai colto di sorpresa. Lo sai che le sorprese sono la mia specialità. E tu sei bellissima. Lasciami. Che hai? Ho solo voglia di baciarti. Avanti, baciami. Sergio, lo sai che è tutto finito tra noi. Ma come è finito? Sì. Cosa dici? Sì. Vieni qua. Vieni qua. Tu sei mia! Brutta puttana! Hai capito? Non devi scaricarmi, non puoi! Tu devi fare quello che dico io! Mi ha portato via tutto, ma non riuscirà a portarmi via anche te. No, no, non è giusto, no! A te! Ma questo cantante è bello! Non ti supporti più! Hai compresso? Oh, ciao, Lello! Ehi, ciao, Gigi! bravo, Allora, bravo. quando è che scrivi una nuova Sì, l'ho già scritta, si chiama La spada nel cuore. Sicuramente vi piacerà. Non ce la fai a chi sì, perché non ce la faccio. Va bene, ci vediamo dopo. Ok. E questa canzone popolare è Non hai capito? Lo mare, oh, lo sole, oh. Questo è volare. Questa è tunisina. Dai, compra, costa poco. Ah, ci capite a quanti anni? Dai, 100.000. No, no, levate l'ente 50 allora. 50. Ma come ci fate a passare su NP? Mi burisci. Stronzo. Ma che pu? No, Io Sergio. ti ammazzo. Ma signore, lui è mio amico. Amico mio. No, no. Uno telefono. Fate presto, forza. Sì, ragazzi. Riesci a respirare. Forza, su. La fiamma, va senza. Presto, fate qualcosa. Sto sorreggendo. Forza, coraggio. Sei solo un vigliacco schifoso. Adesso t'ammazzo io, pezzo di merda. No, non mi sporco le mani con te. Non ti darò questa soddisfazione. Non la meriti. Sei un verme. Prego. Ma non ho chiesto l'acqua. Sai bene che non puoi bere altro, eh? La pillola. Ma si contenta? Sì, sono contentissima. Vabbè, vi lascio soli. Con questa pensa che guarisca. Non si fida di me. Mi tratto come un ragazzino. Ti vuole bene. Lo so, lo so. Se non ci fosse Gigi sarei preoccupato per lei. Non riesco ad immaginarla senza di me. Ma che diavolo stai pensando? Beh, lasciamo stare. Veniamo al motivo della tua visita. Non riesci ad immaginarlo? Temo di sì. Alin, come stai? Come sto? Io potevo venire ricci piano, poi mi c'è una pelle, fortunatamente mi sono solo cacata su. Tenevo i cibi sotto maglione. Ma tu c'è lì? Ah, ma perché tu a verità pensavo che era tunisina?
Io sono più napolitano di Gigi. Ma che figli ladrini. E chi so credi? E che può fare? Capo di fatica a Napoli, ma fa solo l'extracomunitario. È brava lì. Ma lo sai che tu mi hai salvato la vita? E mo che posso fare per te? Mi accompagna subito a casa, perché me ne già io, ha già preparato la valigia e me ne va in Tunisia. A Tunisia? E come fa? Ehi, che tunisino a Napoli non si può fare, capo napolitano a Tunis. Si sembrano figli ladrini, ci saremo da fare, andiamo su. Fammi presto, accompagnami a casa. Sergio questa volta rischia la galera. Ti prego, Mario, tu sei l'unico che può convincere Gigi a non denunciarlo. Non sarà difficile nascondere i fatti. Possiamo dire che il colpo è partito accidentalmente, che doveva essere tutto uno scherzo. Sergio ha sparato addosso a un uomo che solo per caso non era Gigi. Ti rendi conto quello che dice? Sai che penso? Lo stai negando 2 volte. 2 volte. Nella vita e nella morte. Non bestemmiare. Solo Dio è testimone del mio grande tormento. Mario, tu mi capisci, vero? Ciao papà. Che state facendo qui a quest'ora? È tardi. Perché state urlando? Buonasera, signor De Angelis. Ciao, come sta quel ragazzo? Fortunatamente si è salvato perché aveva dei CD sotto al maglione. Mi dispiace, sono davvero mortificato. Scusate, ma si è fatto tardi. Io devo andare. Ciao Gigi, scusate. Buonasera. Papà, è stato terribile. Lo so. Potevo ucciderlo. È stata questione di un attimo. Ma non l'hai fatto. Ma perché? Perché non l'ho fatto? Che cosa mi ha trattenuto? Eppure era lì immobile. Avevo la sua vita nelle mie mani. Sembrava quasi che mi invitasse ad ammazzarlo. Sì, andiamo buono, ma tu spieghi, ma essere risposta ad ascoltare la verità. Una verità che potrebbe cambiarti la vita per sempre, figlio mio. Tanti anni fa, di fronte all'appartamento dove io abitavo, quando io ancora non ero nessuno, c'è Stefano Guaglione, graziosa, riservata e di buona cultura. Amava la musica ed è stata una delle mie prime ammiratrici. Si chiamava Lucia e conoscette un giovanotto appartenente ad una famiglia ricca, molto in vista in città. Ancora oggi mi sembra di vederla sul pianerottolo, la mano in mano, a parlare d'amore. Io spesso si disturbavo, perché rientravo sempre tardi dal lavoro. Essa mi diceva: signor, ma quando io e Lucia ci sposeremo, la prima partecipazione sarà la vostra. E rispondevo: grazie, avvisatemi in tempo, perché voglio farvi un bel regalo. Canterete per noi. Con piacere, dicevo io. Mi sarebbe piaciuto davvero farlo, ma non si sposarono mai, perché la famiglia di Ruglie lo impedì. Perché Lucia era una semplice e povera insegnante, non degna della loro posizione sociale. Lasciarono che si vedessero finché non nacque il bambino. Chillo creatura, sei tu. Ma allora chi è mio padre? T'ha visti nascere, mentre tua madre morì per darti alla luce, finché la famiglia non venne a conoscenza della faccenda. A tuo padre lo mandarono via da Napoli e tu eri diventato un grosso problema. Ma dopo un anno lui tornò e sposò una ragazza molto ricca ed ebbero un figlio. Sergio. Sì, Sergio è tuo fratello, per questo non l'hai uccisa. È Mario De Angelis, il tuo vero padre. Dopo la morte di Lucia sei stato cresciuto dai nonni. Prima che morivano da affidare a me. È stata la scelta più felice della mia vita. Adesso è tutto chiaro. Mio padre ha cercato di darmi quello che mi aveva negato ed ha scaricato su Sergio quello che non era altro che una sua colpa. Credo che non l'abbia mai accettato. E Sergio ha sentito tutto il suo rifiuto. Ma adesso le cose possono cambiare. E tu puoi fare in modo che succeda. Non volendo gli hai portato via tante cose. L'affetto di un padre, la sua stima,
la sua donna. Lo capisce? Cosa provi per quella ragazza? Papà, io credo di amarla. Credere non basta. Credere non basta quando c'è in gioco la vita di due persone. Ma sei sicuro che vuole bene a essa e non ricordi della tua Laura? Vai da tuo padre, vai da lui. Sono 30 anni. Sono 30 anni che ti aspetto. 30 anni. Papà, Buongiorno. ti ho preparato una bella colazione. Cornetti, tè, aranciata, proprio come piace a te, papà. Rosa, Sì, papà. Gigina non fa colazione. Ma Gigino è andato a casa del padre. Il padre. Troppo 30 anni. Se mi vuoi io sono in cucina, eh? Oh padre. Oddio. Oh, no. Papà! Papà! No! No! Papà! Papà! Papà mio! Papà! Aiuto! Aiuto! Papà! Papà! Papà. Mi stavi aspettando? Sì. Mi vuoi uccidere veramente stavolta? No, non è per quello, è che abbiamo un sacco di cose da dirci, non credi? Tante cose da dirci. Senti, c'è Laura che vuole salutarti. Salutarmi? E perché? Ecco, perché partiamo insieme qualche giorno e allora è la che ti aspetta. Vai. Ciao Laura. Ciao Gigi. Sono venuto per salutarti. Sergio mi ha detto che è partita. Sì, abbiamo deciso di partire. Abbiamo deciso di allontanarci per un po'. Sai, ho saputo tutto e vorrei soltanto che tu mi capissi. Ma non c'è niente da capire. Sergio, nella vita, solo me. Ed ha moltissimo. Adesso sono io ad invidiarlo. Devi stargli vicino. Ha tanto bisogno di tutti noi, lo capisci, e soprattutto di te. In questo momento di pace e di sorprese. E tu dimmi, ora di che cosa hai bisogno? Sei sempre stato alla continua ricerca di rasserenare il tuo animo, la tua esistenza. E alla fine ce l'hai fatta. Anche tu stai in pace adesso. Grazie a lei e spero tanto che non mi abbandoni mai. Ciao Laura. Ciao.
Pronto? Rosa, che c'è? Rosa! Rosa, dimmi, ma che è successo? Interrompiamo per un attimo la trasmissione. È arrivato in questo momento un comunicato ANSA. Il notore della sceneggiata napoletana Mario Merola è stato colto da malore. Dai, forza Mario, tutta Napoli è con te. Presto, presto, in rianimazione. Papà. Vi prego, dobbiamo andare. Papà. Gigi. Ti voglio bene. Stasera da Giari c'era una cosa, da tanto tempo te volevo dire. Per l'agio fatta tutte cose, se mi arraposo non la fa soffrire. Mettela sempre in una canzone, come per 50 anni ho fatti, e quando incontra chi ne parla male, cantala sta canzone può capire. Se io vera padroniette pasticca, per di 50 anni a fai si è vota per fatica vai lontano, una cartolina presa di a portare, la serve specialmente in notare, quando ti senti sola e vuoi tornare, fanno tesoro tutti sti consigli, perché nessuno mai l'ha data a me, lasciava assai una cartolina, quando in da nebbia forza era camminata, se io vera mi promette pasticò, una di 50 anni a fai cantare. Sta nemigrando a aspettare.
cartolina presa non li ha portato. Niente di troppo, buona mamma. Ma figlio mio, ma 100 anni, 100 anni. 100 anni.